pastor, su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino en brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido del pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera. Cuando la noche subsiste, cambia el levanta y se viste de verdad la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, porque lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Y así como cambió yo en esta tierra lejana, cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Tu cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, mi parte. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Grazie. Gianluca Segato, Andrea Ruggeri.
Cambia, todo cambia. Ne parleremo questa mattina col dottor Giampiero Avruscio, presidente Padova, Associazione Nazionale Primari Ospedalieri. Se qualcosa todo cambia, cambia todo. Secondo lei, professor Avruscio, qualcosa cambierà? Lei si è candidato. Mi sembra che sia andata anche bene, non è così facile arrivare a certi livelli europei. Io non riesco a capire dove vanno a prendere tutti questi voti, che se li mandi per strada non sanno neanche chi sono, eppure riescono a prendere personaggi che neanche conosci, maree di voti. Ma chi le porta, professor Avruscio? Lei sa qualcosa? Guardi, io posso dirle nel mio piccolo. Intanto le europee sono veramente poco sentite ed è un grande peccato, ma sono poco sentite perché sono soprattutto la politica che si distanzia dai cittadini, per cui i cittadini non hanno attrattività poi dopo verso le elezioni. Perché poi un po' succede questo, no? Quando ci sono le elezioni, allora tutti quanti mettono cartelle pubblicitarie dappertutto, si fanno insomma il loro viso, il loro volto si fa conoscere. Però poi dopo, come si dice, passata la festa gabbato lo santo, no? Cioè, poi in pratica per tutto il resto dei 3-4 anni o di più, insomma, nessuno si fa sentire. Invece dovrebbe essere il contrario. Uno deve farsi conoscere per l'attività politica che svolge, quindi nel proprio territorio essere costantemente sempre presente. Una volta c'era questo succedeva prima, diciamo, era la vituperata Prima Repubblica, però almeno i politici erano un'espressione di un territorio, e quindi io mi ricordo l'affluenza alle urne del 70-80% anche delle elezioni. Poi nel momento in cui adesso per le europee si è votata alla preferenza, come per le prossime regionali si voterà alla preferenza, ma se noi pensiamo alle politiche non si vota per la preferenza, per cui insomma le persone non hanno interesse a farsi conoscere dal loro territorio, perché contano i voti che riceve il partito e poi si fa la graduazione, chi è primo in classifica, secondo e terzo, ma non sulla base dei voti che riceve, ma semplicemente del nome che il partito ha scelto, e questo è uno dei motivi anche per l'allontanamento dalla politica in generale, e questo è grave perché vede, noi tutti quanti che svolgiamo qualsiasi lavoro svolgiamo, si è apprezzati per quello che uno fa nel proprio lavoro, e c'è anche un percorso, no? Ripeto, per tutti i lavori. Nel mio caso, io da medico ho dovuto fare un curriculum di studio enorme, di anni, anche di investimenti della famiglia, no? sul mio studio. Alla fine hai 6 anni di medicina, 5 anni di specializzazione, non è detto che poi sia un bravo medico, però almeno hai finito un percorso di studio. Così per qualsiasi lavoro, semplice o complesso, c'è questo. E però per la politica conta un numero di voti. E quindi insomma alla fine può succedere che anche uno senza arte né parte può insomma arrivare ad essere poi dopo a rappresentare tutta la comunità, ma la politica è la cosa più importante, perché vede, io che mi occupo di sanità, è importantissima la sanità, la salute delle persone, ma è uno spicchio, è una parte della nostra vita, e la politica invece si occupa di tutta la nostra vita, dalla nascita alla morte, di qualsiasi attività. Noi siamo intrisi e viviamo le conseguenze di scelte politiche, per cui se affidiamo la nostra comunità a persone che non conosciamo, a persone senza arte né parte, poi dopo ne subiamo per forza le conseguenze. Quindi nessuno di noi si può tirare fuori o si può girare dall'altra parte e dire io di politica non mi interesso, perché viviamo di politica, perché qualsiasi nostra azione, ripeto, è
politica, per cui anche non andare a votare è una scelta politica, ma in questo senso lasciamo agli altri decidere per noi. E quindi ci vuole proprio una riflessione e una presa di coscienza sempre di più da parte nostra, proprio per evitare che poi dopo siamo governati, come ripeto, da persone senza arte né parte. Però dobbiamo anche dire, professor Avruscio, che quello che abbiamo visto in Parlamento è pochissimo edificante. Come facciamo a vedere una rissa su veramente il simbolo, il massimo simbolo che dovrebbe essere dell'etica e del rispetto? Soprattutto questi giovani, io sto spingendo molto perché voglio far capire l'importanza di dare il voto anche ai sedicenni. Come diamo il patentino, li mettiamo nella strada, forse sarebbe utile capire, come hanno fatto anche altre realtà, altre nazioni, dare il voto ai sedicenni. Forse saranno loro che riusciranno anche a cambiare questo squallore che vediamo, soprattutto in questo consenso poi che viene giustificato. Ma come si fa a giustificare una rissa del genere in Parlamento? Come si fa a giustificare e non prendere seri provvedimenti? Ma cosa sono 15 giorni rispetto a quello che tu hai mandato nel mondo? Perché c'era anche il mondo che avevamo qui da noi. Capisce che questi giovani, che non sono di sicuro stupidi e non sono neanche meno combatta come pensiamo, veramente li demoralizziamo perché non li ascoltiamo, perché sono gli unici che si battono per le cose concrete, che è la salute, l'ambiente. Prego, professore. Sì, ma ha pienamente ragione Mirella, ma è quello che dicevo io, cioè l'allontanamento delle persone dalla politica è dovuto proprio ai politici, perché la politica di per sé è l'arte più elevata, perché si occupa della comunità e quindi devono essere persone in grado di farlo. Lei mi citava lo scandalo, insomma, della rissa che è stata ripresa in diretta, ma le ricordo anche che, a parte che è successo anche in passato, ma le ricordo che è stato eletto in Parlamento anche una pornostar, è stato eletto in Parlamento anche uno accusato di omicidio, condannato anche per omicidio. Io parlo di Toni Negri, parlo della Cicciolina, tutti quanti si ha il diritto di essere votati in Parlamento, però poi dopo si rappresenta la comunità. Un conto è essere votati, un conto è fare una rissa del genere, cioè sono due cose, perché là ognuno decide di fare quello che vuole. Siamo in democrazia, io mi candido, se prendo voti ce la faccio, se non prendo rimango a casa. Ma fare una rissa del genere, sapendo che avevamo veramente il mondo qui da noi, i grandi della terra, quasi tutti diciamo, ma a fare una cosa del genere, e le segreterie di partito che non prendono provvedimenti o dei provvedimenti molto blandi, poi se la prendono con le baby gay ragazzi, ma questi sono padri di famiglia, questi sono per scompagni, mariti, hanno famiglie, ma stiamo scherzando? Ma come si fa ad accettare e chiedere alla gente di andare a votare quando vedi scene di questo genere? È inutile che vengano a raccontarci, perché il popolo italiano, lo Stato che siamo noi, guardate che guarda queste cose, non ne può più. Sono persone che vivono con 1.200 euro di stipendio, persone che hanno 500-600 euro di pensione, abbiamo tutto che cade a pezzi, abbiamo veramente smantellato quello che era la quarta potenza mondiale, non abbiamo più niente, e poi dicono che la colpa è nostra, che dobbiamo fare meno ferie, che abbiamo esagerato, che viviamo sopra delle nostre possibilità. Loro parlano, ma capisce, professore, che la gente non ne può più, perché abbiamo problemi seri, abbiamo una povertà che aumenta in maniera incredibile. Avete sentito i numeri che non li dà la Mirella, ma sono numeri veramente che fanno rabbrividire. Avete sentito la Presidente del Banco Alimentare cosa ha detto, i parroci, veramente questo popolo che è calpestato. Prego, professore. Guardi, Mirella, io non solo sottolineo quello che ha detto, ma lo ribadisco. Il problema fondamentale è che nel momento in cui, rispetto a quello che era in passato, perché in passato in qualche modo esisteva un rapporto con il territorio, quando questo rapporto con il territorio si interrompe,
per vari motivi. Quando si fanno delle leggi per cui il candidato non è più aderente al territorio, è chiaro che poi finiscono queste cose. Perché succedono queste cose? Che sono cose che allontanano sempre di più, perché una persona non è che nella vita in un modo poi arrivi in Parlamento e diventa un'altra persona. Insomma, evidentemente se uno fa le risse in Parlamento vuol dire che le fa anche nella vita privata, e allora il fatto di la mancata conoscenza, il mancato rapporto con il territorio rende poi dopo possibile anche queste cose, purtroppo. E questo bisogna che ce ne rendiamo conto tutti quanti. E innanzitutto bisogna, per esempio a livello comunale c'è un rapporto con la città, con i cittadini, che è molto diverso. Poi tra l'altro se cade il sindaco si va di nuovo ad elezioni, non è che poi si cambia il sindaco e si continua come se nulla fosse. Allora perché non avere un sistema che ci consente e ci permette la vicinanza anche con chi noi poi dopo eleggiamo e costringiamo gli eletti a venire sul territorio a parlarci e a farci capire che cosa fanno nella loro vita parlamentare. Ma nel momento in cui noi eleggiamo una persona e questi spariscono, ce ne dimentichiamo anche noi, e poi dopo succedono anche queste cose. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno al tuo illustre ospite. Innanzitutto la politica, vediamo cos'è la politica. Con quello che gli ha fatto il Parlamento dovrebbero levarli via tutti quanti, perché non è possibile i politici hanno delle più storiche se Cuba, così hanno delle gente ma come se poi su un Parlamento che è istituzionale più grande che abbiamo, che era da dare l'esempio anche alla gente, ma come fa? E dopo ti va di fiori che si battono al paese, ma cosa vi insegniamo questi fiori? La colpa sono i genitori, devono i psicologi, no, devo che chi che ne comanda, ne dare l'esempio per chi si è messo a truffe, a ruberie per i partiti, le schede e tutto. Allora chi 49 milioni chi l'ha fatto mancare, che fine l'hai fatto? Mica ti fa una multa nel 1960, siccome il mega processato in contumacia perché correvo eccesso di velocità in barca. Sono andato a pagare 450.000 franchi dell'epoca perché non avevo parlato, insomma. E ora infatti il popolo fa, il Parlamento si mette in mezzo, no, non potremmo processarli, ma cosa diciamo? Ma un popolo che dice la fiaga e la fame, la statuetta del tono, gli dà coraggio di fare il processo, dargli 2 anni, ma è vergognoso. E dopo, per quanto riguarda i medici, noi abbiamo migliaia e migliaia di medici bravi che ne assistono gli altri, quelli li avremo da pagare, no chi abusivi che va a fare un'ora per 100 euro l'ora, cosa che lei insegna a socro per magari a ore. E dei medici bravi che da del suo sta ore e ore a curare la povera gente. Ma le cose non mi cerca, è la sanità, deve essere pubblica, non privata. Chi fa la privata, chi che vuole che ha i danari, vada giustamente in da dove vuole. Però la povera gente non può aspettare 1 anno, 2 anni per una visita. Questo non dipende dal medico. Il medico non ne ha nessuna colpa. Anzi, il medico è che dai vita, che dai strade, è che cura. Se stai in ospedale, non credevo neanche a me, da quello che sentivo, ma volevo un'assistenza anche dei medici, che è una roba favolosa, perché veramente gente che ora non fa i soldi, anche per quello, perché la mangiare, però col cuore, perché fa tutte le robe, che poi te vede come che dice, e quando chi passa a fare parte delle 4-5 mai, che si ferma e perché si va a stare, che passa a essere già Mario. Quello è importante, di quei medici abbiamo bisogno, e di quelli ne sono migliaia, tanti e tanti. E ora, il nostro governo può dire cosa fai? Ma parliamo della roba, a Venezia mostra il cinema, adesso chi fa? Deltroni, 4 anni fa, ha tentato di portarne via e mostra del cinema a Venezia, e ha fatto la festa del cinema a Roma, che è un doppione. Ma come si fa queste robe? Gli intellettuali veneziani, non ho sentito nessuno che abbia detto ma come?
e vuoi portarmi via molto al cinema, che è roba nostra da 80 anni. È vergognoso, non ho mai sentito per colpa, certo di chi l'ha fatto. Io che faccio presidente del premio Campiero. Che cosa mi tocca caso aiuta il premio Campiero. Grazie Rinaldo, lasciami andare avanti, se no sei lungo. Grazie Rinaldo. Allora andiamo a vedere però anche questo fatto che è accaduto, che fa veramente indignare, ma soprattutto riflette ma cosa sta succedendo. E chiedo a lei, professore, lei è presidente dell'Associazione Nazionale Primari Ospedalieri, e questo primario che per fortuna ha avuto il buon senso, ma veramente l'etica, tutto, la serietà di questo primario che ha denunciato questo fatto accaduto. Andiamo a vedere questo sacerdote che ha ricevuto 10 volte tanto la dose di morfina. Andiamo a sentire. A me è arrivata una relazione da parte del primario dove veniva messo in evidenza una somministrazione differente rispetto ai protocolli e pertanto ho ritenuto opportuno, come si fa in questi casi, di fare una segnalazione alla procura. È stata la segnalazione del primario della medicina dell'ospedale di Feltri a spingere la procura di Belluno a voler far chiarezza sulla morte di padre Luigi Bassetto, 80 anni, originario di Roncade. Il religioso lo scorso 5 giugno era stato ricoverato all'ospedale Santa Maria del Prato a causa di problemi cardiaci di cui soffriva da tempo. 2 settimane più tardi, 19 giugno, il decesso. Era già stata fissata la data dei funerali che si sarebbero dovuti celebrare questa mattina nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Treviso, dove padre Luigi era stato parroco per 10 anni. Ma alla luce della relazione dell'USL 1 Dolomiti, la procura ha deciso di sospendere le esequie in attesa che venga eseguita l'autopsia. L'incarico sarà conferito lunedì mattina all'anatomopatologo Antonello Cirnelli. E questa segnalazione alla procura si parla di una dose di morfina 10 volte eccedente la quantità che sarebbe dovuta essere stata somministrata? È tutto agli atti, non vorrei dire altre cose perché ritengo corretto che la giustizia faccia il suo corso. Intanto è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo un infermiere dell'ospedale feltrino. È prematuro trarre qualunque conclusione, lasciamo che la procura faccia il suo lavoro, spiega la dottoressa Marconato. Quali sono i vostri prossimi passi? Con la sospensione dell'infermiere, come si fa in questi casi? Allora, è vero che c'è un'indagine in corso, la procura deve fare il suo corso, però quello che arriva a casa, capisce bene, professore, che fa molto, rabbrividire. Ma secondo lei, qualcuno ha detto, e qua voglio arrivare adesso, c'è troppo stress, ci sono delle pressioni nel lavoro che sono incredibili. È tutto vero, perché gli ospiti che ho che parlano di sanità pubblica, capite cosa stanno dicendo, ore e ore, una roba incredibile. Poi qualcuno dice che non è vero, che va tutto bene. Lei che idea si è fatto, professore? Intanto complimenti a questo primario, persone serie, come ha detto il nostro Rinaldo, che sanno veramente quello che si deve fare in casi veramente estremi, perché questo è un caso estremo a mio avviso, però intanto il prete è morto, questa è la verità. Prego, professore. Sì, insomma devono essere fatte delle indagini, no? L'autopsia, e quindi effettivamente vedere la causa della morte e risalire quindi se effettivamente questo discorso ha causato la morte. In ogni caso non si può 10 volte tanto somministrare una terapia, perché il farmaco, si sa, fa bene, ma sono sostanze che non sono integratori, non sono neutre, sono sostanze che hanno anche effetti collaterali, effetti indesiderati, per cui bisogna stare molto bene attenti a somministrare la posologia indicata, perché poi diventano dei veleni. Insomma, ripeto, noi siamo sempre portati alla cura delle persone, avvalendoci di queste sostanze che si chiamano farmaci perché sono sperimentati da anni e anni di sperimentazioni, però hanno in sé anche, se in dose elevata, l'altro effetto, che sono gli effetti indesiderati, che purtroppo possono anche portare fino anche alla morte i pazienti.
Allora, cosa può essere successo? Questo effettivamente non lo so dire, ma in tutti gli ospedali noi utilizziamo dei processi che sono sempre di verifica, per cui proprio perché c'è anche uno stress sul lavoro determinato da tanti fattori, che non è soltanto il lavoro determinato dal fatto che non manca personale, i turni che sono molto spesso asfissianti, i tempi che poi dopo, i ricoveri che sono molto maggiori rispetto anche al numero di personale. Per carità, bisogna tenere tutto presente, però abbiamo anche dei procedimenti che garantiscono anche la sicurezza. Tant'è vero che tutte le strutture sanitarie devono sottoporsi anche a queste verifiche. Per esempio, noi siamo accreditati ISO 9001-2015. Cosa vuol dire questo? Che c'è un percorso di qualità per cui qualsiasi processo viene sottoposto a verifica, proprio per garantire la qualità della prestazione e garantire che non succedano incidenti, per cui il minimo incidente che succede viene sempre valutato, perché siamo responsabili tutti quanti di quello che succede e facciamo le cose in maniera tale che quel piccolo errore anche non debba Professore, più la interrompo succedere. un secondo, se no mi cade la linea. Abbiamo Milena da Schio, poi continuiamo. Vai Milena. Buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo dirvi della sanità, degli ospedali. Sono stata all'ospedale neanche un mese fa circa. Io sono tornata dall'ospedale che ero distrutta e non sapevo ancora il perché o cosa che mi dà. Nessuno mi ha mai detto niente. Chiedevo un dottore, non c'era, i dottori entrano, escono dalla stanza degli ospedali, non ti dicono niente, entrano, guardano e poi entra l'infermiera, va al computer e torna via. Tutta una cosa del genere, non ti chiedono se mangi, non ti chiedono se si trova bene uno con queste medicine o cosa. Le medicine che si prende, il perché si prendono queste medicine? Niente, io sono tornata a casa distrutta, è una cosa spaventosa. Ho incominciato adesso perché ho preso le medicine ricostituenti da sola e ho cercato di riprendere un po' a mangiare, perché non si mangiava all'ospedale di Schio, Sant'Orso, non si mangia. E poi, per fortuna, dentro ho trovato un dottore che forse mi aiuterà a superare quello che secondo lui ho. Intanto ci prova a fare i controlli, le analisi, le cose, perché là io ho chiesto le analisi, non ti dicono niente, chiuso là. Questo è non lo so se c'è un sistema a questo, a me una volta non mi sembrava. Meglio una volta con la cartella ai piedi del letto, che uno entrava, un parente, cosa, la leggeva tutto. Adesso non si sa niente. Grazie cara Milena, sei stata molto chiara e ti ringrazio di questa telefonata, perché fa capire l'importanza del rapporto umano, professore. È questo che comincia a mancare, sentire. Io ho tante persone che chiamano come Milena, questo rapporto umano che una volta c'era, ma perché funzionavano gli ospedali? Avete sentito come siamo messi? Hanno puntato molto sul cemento senza puntare invece il servizio al paziente, alla persona, perché non hanno i numeri, non ce la fanno, nonostante facciano ore e ore e ore. Poi succede che Milena non si sente rassicurata, diciamo così, anche a livello psicologico fa male. Prego professore, come commenta la telefonata di Milena? Che Milena è uno degli esempi molto chiari, perché vede, noi ci stiamo sempre di più andando verso una medicina che prende in considerazione la malattia ma non la persona, e noi invece dovremmo sempre di più, ancora prima della malattia, guardare negli occhi la persona e cercare di ascoltare quello che ha da dirci
e nello stesso tempo cercare anche una collaborazione con il paziente o la paziente, con la persona che ha un bisogno di salute. Ecco, purtroppo l'organizzazione sanitaria purtroppo non dipende né dai medici né dagli infermieri né dagli operatori sociosanitari, ma anche qui la responsabilità è sempre politica. Nell'organizzazione sanitaria queste cose vengono, come dire, ai margini, no? Noi sappiamo che nelle leggi nazionali e regionali si dice che il sistema sanitario nazionale ha al centro il cittadino, ma noi scopriamo giorno per giorno, poi soprattutto nella patologia cronica, non tanto in quella acuta, perché per fortuna in Veneto ancora la patologia acuta viene risolta negli ospedali, ma nella patologia cronica, in quelli che poi sono i controlli delle patologie nel tempo, eccetera, ecco, questo non succede, nel senso che al centro abbiamo un'organizzazione e il cittadino è ai margini e si trova caricato anche di tutto quello che sono poi i suoi bisogni di salute. Le faccio un esempio: se io ho necessità perché la mia patologia o le mie pluripatologie, perché a volte nelle persone anziane sono più di una patologia, e allora ho necessità di effettuare dei controlli, e allora è tutto sulle spalle e in carico al paziente, che deve girare intorno a un sistema sanitario, trovare la linea per la prenotazione, prenotarsi una visita, un esame magari da un'altra parte, essere accompagnato, perché generalmente poi sono persone anche non proprio autosufficienti, poi dopo ritornare dal proprio medico, il proprio medico poi prescrive altre cose, è lui che deve, come dire, avere sulle spalle questo carico di prenotazioni, e non è il sistema invece che prende su di sé il paziente ed è la struttura che pensa effettivamente al percorso di diagnosi e di cura del paziente. Queste cose devono essere modificate, devono assolutamente essere cambiate. Non è che occorrono molti soldi per fare questo, occorre una razionalizzazione, occorre una migliore organizzazione di questo sistema sanitario. Poi, per non parlarle anche di quello che sono come dire, noi siamo medici, usciamo tutti alla stessa università, però poi dopo nel mondo del lavoro abbiamo contratti che sono diversissimi dal territorio all'ospedale. E questo però, non va bene. Professor Avruscio, io però direi anche questo. È vero quello che lei dice, però io penso a Milena stesa sul letto dell'ospedale. Milena avrebbe avuto il diritto di chiedere al primario quello che lei aveva e perché la curavano in quella maniera. Il problema è che abbiamo paura, noi viviamo ancora, e lo dico quasi tutte le mattine, col comandi, scusa, vediamo anche dalle telefonate, scusa Mirella se ho chiamato, scusa se ho fatto perdere, scusa. Noi non dobbiamo chiedere scusa, noi non dobbiamo aver paura del primario, del medico, del parlamentare, che ci inchiniamo, perché veramente siamo noi che li paghiamo, siamo noi. Allora io direi che, Milena, la cosa che tu dovevi fare quando vedevi questo atteggiamento, come hai fatto la telefonata, dovevi dire: scusi dottore, lei adesso si ferma e mi spiega, e se non lo fa lei lo dico al primario, deve spiegarmi il primario, perché questo nostro silenzio, ricordatevi, non porta da nessuna parte, non porta da nessuna parte. Se Milena avesse chiesto, assolutamente il medico doveva dare una risposta, non uscire, far finta di niente, questa poveretta, perché ha diritto di sapere. Ecco, e purtroppo abbiamo uomini e donne con due occhi, un naso, una bocca e un cervello, ognuno ragiona alla sua maniera. Poi l'ha detto anche lei, però ho trovato poi un medico che ha capito la mia situazione e sta cercando di aiutarmi. Ma io non devo essere fortunata, professor Avruscio, di avere quel medico che passa in quel momento e capisce che veramente psicologicamente ho bisogno di aiuto. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto per legge, che è capire perché sono in ospedale e come mi curano. Prego, professore. È proprio così, Mirella, come appunto dicevo, nel momento in cui
tu guardi la malattia e non la persona, stai facendo un danno, non è che stai aiutando il paziente, ma è il cittadino che deve rendersi conto di questo e deve anche reclamare i propri diritti, perché quando siamo ricoverati, come giustamente lei dice, Mirella, non è che la nostra sanità è gratuita, non è che quando io mi ricovero in ospedale non pago nulla, non è vero, perché lo paghiamo a monte con le nostre tasse, con la fiscalità generale, e paghiamo moltissimo questa sanità, perché giustamente deve essere una sanità universalistica, nel senso che è un bene prezioso dello Stato che è sancito dalla Costituzione, un bene primario, e questo deve essere garantito dallo Stato e non dalla propria economia, se uno ha più soldi o meno, ma deve essere, come dire, il cittadino anche che non ha un reddito deve essere garantito nel suo bene fondamentale che è la salute, e questo dobbiamo preservarlo e deve essere garantito e dobbiamo pretenderlo, perché è così per tutti quanti noi, e quindi dobbiamo a questo punto anche noi, se vediamo che c'è qualcosa che non va, vediamo che non riusciamo ad avere un appuntamento con il medico, vediamo che non riusciamo a capire quando siamo ricoverati che cosa sta succedendo intorno a noi, perché c'è anche un discorso di privacy, non è che la cartella, una volta è vero, come diceva quella che aveva chiamato, insomma, Milena, la cara Milena, che c'era la cartella clinica. Adesso abbiamo delle leggi nazionali, europee, che ci impediscono per la privacy, no, di rendere, diciamo, pubbliche queste informazioni, ma a maggior ragione allora dobbiamo pretendere, perché c'è una legge anche che ci obbliga alla condivisione con il paziente e con l'ammalato di tutte le nostre procedure diagnostiche e terapeutiche, per cui uno deve pretenderle, per cui se non c'è questa attenzione, allora uno, come giustamente diceva Mirella, deve farsi sentire, dire: senta, io qui insomma voglio capire che cosa sta succedendo intorno a me, insomma vedo tanta gente girare, però con me non parla nessuno. Ecco, questo è fondamentale, per cui insomma noi abbiamo gli strumenti anche, come dire, per farlo, però insomma bisogna avere anche che non è, come dire, che non è mancanza di rispetto né verso la struttura né verso la persona, ma è semplicemente il fatto di dire: io sto male, voglio capire che cosa sta succedendo, e come mi sta curando e cosa sto prendendo. Ecco, questa è la verità. Allora adesso andiamo, visto che fa anche rima, verità, pubblicità. Parte il treno, se ne va lontano per arrivare fino a domani. Porta occhi e volti scavati per la vita che li ha segnati. Hanno tutti lo stesso nome. Sopra il treno del sole. Portano sguardi e valigie pesanti sopra quel treno. Gli emigranti lasciano casa, la piazza e gli amici, lasciano il paese delle radici, lasciano la terra dove sono nati per un pezzo di pane onesto e sudato, per la speranza di un lavoro, nel cuore lacrime, sulla fronte il sudore. Prega la mamma, la Madonna, i santi che li accompagnino. Gli emigranti sopra il binario, il treno sferraglia, saluta il mare, saluta la campagna, cambia il tempo ed i colori,
cambiano la lingua ed i sapori, passano i mesi e passano gli anni e la vita è sempre più pesante. Anche adesso che viene Natale stringono i denti e vanno avanti. Cari, vi scrivo che io sto bene. Nello scoppio che c'è stato io non c'ero, ma li conoscevo tutti quanti, quei morti nello scoppio, quegli emigranti. E a Natale più non torneranno a portare ai bambini il loro regalo. Ma anche Gesù Cristo, quando è nato, era dentro una capanna, come un emigrato. Se ne va lontano per arrivare fino a domani, porta occhi e volti scavati per la vita che li ha segnati. Hanno tutti lo stesso nome sopra il treno del sole. Portano sguardi e valigie pesanti sopra quel treno. Migranti. La ringrazio veramente, professor Avruscio, per aver mandato questo video che dopo vi dico con cosa lo commento, con quale frase. Però prima sentiamo il nostro Livio da Padova. Vai Livio. Mirella, ciao, e un saluto al professor Avruscio. Senta professore, ho sentito prima del discorso di pretendere. Certo che una persona che ha bisogno, che ha avuto un'operazione, che ha dei problemi grossi, deve pretendere una volta dimesso e quando è a casa che gli si dia una cura efficace, che abbia dei buoni consigli, insomma, su quello che deve fare. Però è molto facile dire pretendere. Certe persone che sono anziani, che sono in certe condizioni, non ne hanno la forza, capisce? Perché sono talmente preoccupati per la salute che non ci pensano e purtroppo, oppure non ne hanno la forza, non se la sentono di chiedere, di darsi da fare, eccetera. Perciò è molto difficile spesso a trovare la forza per pretendere questo. E allora per fortuna che ogni tanto c'è qualche medico che è coscienzioso, che dà loro qualche buon consiglio, eccetera. Non sono mica tutti uguali i medici, ce ne sono tanti, e tanti sono più indifferenti, eccetera. Ecco, il problema è questo, proprio che ci vorrebbe più umanità, curare la persona, stare dietro umanamente alla persona. E questo mi fa venire in mente una cosa: non vorrei che spesso ci siano delle persone anche che pretendono troppo, capisce? Vogliono sapere troppe cose, anche cose inutili, e portano via del tempo a coloro che ne hanno bisogno. Mi dica qualcosa. Grazie professore. Grazie a te Livio, rispondiamo a Livio, poi commentiamo il video bellissimo che abbiamo visto. Prego. Intanto grazie a Livio per questa telefonata, perché ha toccato effettivamente anche dei punti molto importanti. Da una parte abbiamo appunto pazienti che sono sempre più anziani, sempre più fragili,
sempre più soli, e di cui anche il sistema sanitario nazionale dovrebbe, io dico dovrebbe perché è scritto sulla Costituzione, è scritto sui documenti regionali e nazionali, prendersi carico. E invece purtroppo stiamo assistendo a una difficoltà in questo senso, per cui queste persone molto spesso sono lasciate da sole. Questo non va assolutamente bene perché è un fallimento di tutto il nostro lavoro, di tutto il nostro impegno e anche dello stesso sistema sanitario pubblico. Per quello che riguarda invece il discorso sia delle persone, oggi esiste il dottor Google, perché molto spesso i medici sono presi d'assalto da pazienti che non è che vanno a chiedere qualcosa sulla loro salute, ma vanno a dire io ho bisogno di questo, questo e questo. Quindi già si sono fatti la diagnosi e il medico serve solamente, come dire, come scrivano, no? Di ripetere prestazioni. Così non va bene. Non va bene perché il medico, soprattutto quello di medicina generale, è il punto di riferimento del paziente, è il primo, come dire, baluardo della salute a cui uno va per dire tutto quello che sono i suoi bisogni di salute, poi sarà il medico a decidere che cosa o che cosa non fare. Però il problema qual è? Che anche qui i medici sono pochi, hanno 1500, 1800 pazienti, per cui molto spesso il medico di medicina generale non si trova, ma non si trova perché magari lavora tanto oppure non è sempre disponibile, e allora il paziente cosa fa? Va al pronto soccorso per il proprio bisogno di salute, a intasare il pronto soccorso e lì poi dopo cominciano tutti quanti i problemi di attesa, eccetera. Quindi è un sistema che deve essere necessariamente riformato, ma riformato come? Mettendo realmente al centro la persona che ha bisogno di salute, bisogna che sia realmente al centro e il sistema deve ruotare intorno al paziente e non viceversa. E qui c'è molto da fare, lo possiamo fare noi, lo possono fare anche i cittadini, ripeto, quelli che possono devono pretendere per loro e per i loro cari. Ecco, è un lavoro che dobbiamo fare tutti quanti insieme. Chi sta dentro questa istituzione senza perdonare nulla di quello che succede che non è a favore dei cittadini e anche sottolineando però anche le cose positive che insomma che ci sono. Allora professore, intanto la ringrazio del video. Erano gli anni 50, il popolo italiano emigrava in massa, prendeva i treni, cercava di trovare una risposta a questa miseria che viveva, perché non era povertà, era miseria. Adesso per fortuna c'è il mondo del volontariato, ci sono i banchi alimentari, non si muore né da fame, non si muore neppure, anche curandosi, diciamo. Ecco, la medicina ha fatto passi da gigante, è difficile anche morire, devo dire la verità, grazie anche a queste persone, a questi medici, a questi ricercatori, a questi scienziati, perché bisogna anche credere a quello che è la realtà. Il problema grande è che adesso queste colonie che noi li abbiamo invasi, ecco, siamo andati là, vivevano in pace, li abbiamo depredati, li abbiamo fatti diventare schiavi. Adesso queste persone arrivano qua, arrivano coi barconi, arrivano in qualche maniera per sfuggire la miseria, non hanno niente. Li abbiamo visti nei campi a lavorare, li avete visti? Ragazzi giovani, sotto un sole cocente, li avete visti? Sentito che paghe sindacali, paghe da contratto. Avete sentito questo titolare, 5 anni che era indagato, che il figlio ha caricato questo povero ragazzo, questo povero uomo con famiglia, con il braccio, l'ha scaricato davanti a casa, compreso il braccio. Ma io mi domando, ma chi è che ha il coraggio di dire che il diverso è un sacco a perdere? Perché è questo che io sento da tanti di voi che non hanno il coraggio di guardare quello che è successo anche a noi, quello che ha fatto l'uomo bianco nella storia, da dove nasciamo, perché nasciamo in Africa, ricordatelo che nasciamo là. Eppure ci vuole il morto perché per 3-4 giorni se ne parla. Allora le istituzioni si muovono, non è giusto, non si può. Ma fino adesso dov'erano? 5 anni che questa azienda
faceva lavorare questi poveri ragazzi, uomini, donne in quelle condizioni, nel silenzio assoluto del caporalato che esiste dal sud al nord, perché c'è anche qua, e nessuno parla. Ma vi sembra che siamo veramente in democrazia, in uno Stato civile? Ma vi rendete conto cosa io veramente non ce la faccio a vedere certe cose? Io che con i miei volontari stiamo cercando tutti i giorni di dare quella goccia di ossigeno per sopravvivere a questi poveretti che non hanno fatto niente, ma che non riescono né più a curarsi, né più a mangiare, non riescono più a fare niente perché la politica si è talmente arricchita, ma talmente arricchita che non abbiamo neanche idea di quanti soldi ci sono. Avete visto come vivono, come mangiano, come si comportano. Eppure vediamo queste scene. Allora per un po' di giorni se ne parla. Allora, professor Avruscio, lei ha detto io mi sono candidato per una passione, la passione politica per cercare di migliorare anche il mio paese, ma quello che io dico io è che voglio fare questa mattina: non siate così severi con una persona solo perché il colore della pelle è diverso, solo che avete paura del diverso perché siete abituati in un guscio, non sapete che il mondo invece va avanti con queste persone. Sono questi che lavorano nelle fabbriche che muoiono tutti i giorni, l'avete visto, anche i nostri, ma sono persone. Dobbiamo smetterla di vedere queste persone come degli animali feroci, perché questo è il messaggio che sta passando, è questo che vuole la politica, i poveri contro i poveri, questo, gli italiani contro gli italiani contro l'Europa, e abbiamo i parlamentari europei a 20.000 euro al mese, stipendiati, strapagati di tutto. E noi cosa ci ritroviamo? Con questo ragazzo, questo uomo, padre di famiglia, buttato là come un sacco a perdere, con il braccio buttato là. Professore, cosa ha provato? Lei che viene da un mondo di immigrazione, che sa cosa vuol dire, ecco, perdere tutto, lasciare tutto per una speranza di sopravvivenza. Quello che fanno questi ragazzi, questi bambini che muoiono tutti i giorni su questi barconi, non hanno fatto niente, solo perché qualcuno spera di salvarli. E noi invece cosa facciamo? Prego, professore. Di Mirella, parole sante le sue, perché io vengo da quel mondo. Quando nei primi anni 60 mio papà emigrò in Germania appunto perché non c'era lavoro, poi seguito da mia mamma, i miei fratelli. Io già dall'età di 7 anni ho vissuto sempre con mia nonna. Non mi è mai mancato l'affetto dei genitori, perché capivo la sofferenza e il sacrificio che insomma andavano a fare per me, per tutta la famiglia. E ho vissuto anche quegli anni in cui gli italiani non erano visti bene in Germania, in Svizzera, da altre parti. Vietato ai cani agli italiani, era scritto in Svizzera nei cartelli, ricordatevelo, vietato ai cani agli italiani, questi cartelli. Prego, professore. È vero, mio papà partì con un contratto di lavoro, perché all'epoca non c'era l'Europa ed erano degli accordi che si facevano tra i vari ministeri. In Belgio soprattutto ci fu un accordo per cui il Belgio concesse delle rimesse di carbone all'Italia in cambio appunto di questa massiva emigrazione, soprattutto nelle miniere. E ho ricordato quello che successe nel 1956 a Marcinelle, dove persero la vita 136 italiani. Erano 280 in tutto, 136 erano italiani. E anche ho voluto ricordare proprio nel paese dove emigrò mio padre, in quella fabbrica dove lavorava, dove persero la vita 16 persone per lo scoppio in una fabbrica. Io ho voluto realizzare questo video per ricordare proprio la nostra storia, perché la nostra storia è una storia di umanità, e laddove c'è una sofferenza è chiaro che uno poi dopo va. Almeno i miei hanno avuto il coraggio non di stare in Calabria e di delinquere, oppure di andare
appresso, insomma, ma hanno avuto il coraggio di partirsene. Qui non c'è lavoro, vado il lavoro dove posso trovarlo, un lavoro che sia onesto, che sia questo pane che guadagno sia sudato onestamente e per mantenere la famiglia. Questo è un grande coraggio, di quello di non aspettare che qualcosa cambi, ma di fare, e questo è un insegnamento che la mia famiglia mi ha dato e che spero di avere trasmesso anche ai miei figli. Ebbene, cosa succede oggi? Noi assistiamo a povera gente che non è che viene con i barconi per carità, ci sarà anche di tutto, come c'erano anche gli italiani non è che hanno esportato solo le cose positive. No, siamo andati anche con la mafia, bisogna ricordarlo. Appunto la mafia, andrange, eccetera, appunto. quindi non è che insomma abbiamo insomma c'è gente di tutto, però noi abbiamo da una parte una popolazione che soprattutto in Italia che si sta invecchiando sempre di più e si pone il problema poi di chi pagherà le pensioni poi dopo degli anziani, una natalità sotto zero, e allora perché non far incrociare queste due esigenze, una popolazione anziana sempre di più anziana con una popolazione giovane, ma perché allora non investire su un processo di formazione? La fermo perché abbiamo Sebastiano da Abano, Sebastiano siciliano, fa anche rima. Ciao Sebastiano. Buongiorno signora Mirella, lei è il suo carissimo ospite. Sente, io volevo dire due cose. Prima di tutto, ancora tuttora noi purtroppo dobbiamo immigrare anche da giù perché il lavoro non ce n'è. Quello che mi domando io è, noi giù potremmo vivere soltanto di turismo 8-9 mesi all'anno. Per quale motivo non riusciamo a far sviluppare il Mezzogiorno d'Italia? Perché purtroppo abbiamo quella piaga, come giù, come qua, abbiamo la piaga della criminalità organizzata, delle mafie, che non fa sviluppare il Mezzogiorno d'Italia. E questo è anche grazie alla politica che non fa nulla. Ok, la politica se ne frega, ok, è complice, perché sono due le cose, non c'è altra soluzione purtroppo. E quindi noi più potremmo vivere di turismo, ma purtroppo siamo costretti a prenderci dei nostri bagagli, lasciare i propri genitori giù, lasciare tutti i fratelli, sorelle, amici giù, per poterci andare a trovare un'altra possibilità di lavoro. E quindi quello mi fa ancora male, che nel 2023 ancora siamo obbligati, nel 2024 mi scusi, siamo obbligati a fare ancora scappare da giù. Poi per quanto riguarda, io volevo sapere, il dottore, che ne pensa? Cioè, ho visto che hanno litigato alla Camera, no? Hanno litigato i politici. Io dico, se io nel mio posto di lavoro litigo e metto le mani addosso a un mio collega, la mia azienda mi prende, mi dà un calcio di dietro e mi manda a casa licenziato in tronco. Perché a questi politici che rappresentano lo Stato non facciamo la stessa cosa? Hai messo le mani addosso di rappresenti lo Stato, c'è la politica, vai fuori dal Parlamento, tu non sei in grado di gestire la politica, vai fuori, hai messo le mani, è un posto di lavoro, quindi tu vai fuori, a me non me ne frega niente, come succede nel piccolo privato, dovrebbe essere anche nella pubblica amministrazione così. La ringrazio signora Mirella e buongiorno. Ti ringrazio Sebastiano, anche perché mi fai ricordare che la Sicilia sta soffrendo di siccità, non c'è acqua. Un'isola attorniata dall'acqua che non ha acqua, ma non solo la Sicilia, la Calabria, la Puglia. E poi andiamo nella Luna. Però nella Luna arriviamo, e là troviamo anche l'acqua e non riusciamo a portare l'acqua, un'isola circondata dall'acqua. L'Italia circondata dall'acqua, si muore di sete quando non piove perché abbiamo i periodi di siccità. Ma vi rendete conto cosa ci stanno dicendo? Eppure la Sicilia ha statuto speciale e anche soldi veramente ne arrivano tantissimi. Ma dove vanno a finire? Prego, professor Avruscio, poi la salutiamo. Sì, effettivamente sono delle contraddizioni e dei paradossi. Ne faccio un altro di paradosso. Las Vegas, che tutti quanti conoscono, è in un deserto. Eppure a Las Vegas aria condizionata, acqua a volontà, eccetera. Quindi vuol dire che quando si vuole, allora anche i deserti fioriscono. E invece il discorso della Sicilia non è che
è eccezionale che soltanto quest'anno c'è la siccità, è un discorso che si ripete anno dopo anno e abbiamo una dispersione dei nostri collegamenti dei tubi che è una cosa incredibile, si perde l'acqua perché non si riesce a riparare questo discorso delle tubazioni. Quello che diceva il cittadino è vero, c'è la criminalità organizzata, tutto quello che si vuole, però io il messaggio che voglio dare è che non possiamo aspettare che facciano gli altri. Adriana da Jesolo, poi salutiamo il professor Avruscio. Ciao cara Adriana, che piacere sentirti, vai. Buongiorno Mirella e anche il suo ospite che è primario di ospedale di Padova, che mi fa piacere sentire perché io ho fatto intervento a Padova dove sono veramente tutti medici eccezionali, una cosa che si prendono di cura è una cosa che non si è visto mai, almeno io. Un'altra cosa Mirella, come dite voi in questa trasmissione, non è giusto che non hanno tutti diritto perché siamo umani. Non abbiamo fatto le domande ai nostri genitori dove nascere, dove e come, neanche non abbiamo scelto i nostri genitori se sei, posso dire, giallo, verde o sei nero, non importa, sei umano. Allora abbiamo tutti diritto di vivere. Allora, io sono una profuga, Mirella lo sa, da 91. Mi sono trovata qui in Italia, grazie, Dio mi ha dato una vita nuova, che posso crescere figli, che possono andare a scuola e tutto il resto. Penso che tutti abbiamo diritto. Tutto il mondo hanno profughi e scappano perché uno scappa perché non ha niente, un altro scappa come io per quella guerra. Allora abbiamo diritti tutti. Unica cosa che il Parlamento non deve fare queste cose, io lo manderò tutti a casa perché non è bel esempio per tutti noi italiani che dobbiamo guardare quelle cose. Perché non andano di lavorare se non lo piace quella sinistra che provoca sempre, ma sempre provocando tutti. Qualsiasi cosa si fa e si lavora cercando di migliorare, loro provocano. Perché non trovano lavoro a miniera dove escano dentro alle 6 di mattina e escano fuori? Non sanno se è giorno, se è notte. Abbiamo sentito Adriana, devo chiudere perché sono proprio in ritardo, comunque mi ha fatto piacere sentirti, ecco, vuol dire che ti stai anche riprendendo, come hai sentito il professor Avruscio, ecco, le persone sanno giudicare, se mi trovo bene lo dico, se mi trovo male lo dico, ecco, l'importante è parlare, ricordate quello che dice la Mirella, parlate, telefonate, chiedete. Come ci saluta professore? Tanto vi saluto con un augurio, dare una buona salute a tutti. E poi Mirella, se mi consente, vorrei anche, perché lei dà voce alla gente, alle persone che telefonano, ma lei è una cittadina attiva, una persona che non solo col volontariato, ma proprio con la vita sua quotidiana, insegna e dà dei messaggi positivi. E di questi che noi abbiamo necessità e bisogno per sentirci per sentirci vivi e per mirare, insomma, avere l'obiettivo effettivamente di far bene alla comunità, perché da soli non arriviamo da nessuna parte. Quindi grazie Mirella, grazie a lei. Allora vediamo anche la locandina di questo riconoscimento che ha ricevuto il professor Avruscio, eccola qua, perché è giù a dare a Cesare quel che è di Cesare. Ecco, cosa vuol dire essere riconosciuti in un paese che delle volte si fa fatica a capire chi è premiato, almeno sappiamo chi hanno premiato questa volta. Prego professore. Grazie, questo è un premio che è inaspettato, che mi hanno dato proprio per quel video che ho realizzato, per ricordare la nostra storia, per ricordare da dove veniamo e per avere anche la testa e il cuore aperto anche verso chi soffre oggi quello che abbiamo sofferto anche noi. E quindi noi
se noi scopriamo e riconosciamo le nostre radici, da dove veniamo, allora noi siamo quell'albero che qualsiasi vento non può sradicare. Cosa diversa invece se non conosciamo la nostra storia, allora siamo costretti a riviverla, e non è una bella storia quella che molti di noi hanno vissuto. Allora io manderò nei buongiorni del mattino alle altre canzoni che lei ha inviato, perché questa mattina non ce la faccio, canzone La Libertà e la canzone Oasi, perciò apriremo il buongiorno con queste due canzoni che ci ha mandato il professor Giampiero Avruscio, e grazie ancora di essere stato con noi e buon lavoro veramente, professor Avruscio. Grazie. Grazie, un abbraccio forte a voi, arrivederci, grazie. Pubblicità. Presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Marco Semenzato, presidente Comitato Croce Rossa Italiana di Venezia, e abbiamo Elisa Bailo, vicino alla Mirella, buongiorno, consigliere Comitato Croce Rossa Italiana di Venezia. Però abbiamo anche da Padova il dottor Bruno Ruffato, segretario provinciale Federazione Italiana Medici Pediatri. Buongiorno dottor Ruffato. Grazie di essere qui anche a lei. Parleremo di bambini, di infanzia, di pertosse, per tante cose. Però inizierei anche con questa meraviglia che è la Croce Rossa, perché dobbiamo dirlo, specialmente la Croce Rossa, quella che è nel territorio. Sto parlando di Padova, di Venezia, di Treviso, di Rovigo, che si rimboccano le maniche e continuano a investire su quello che è il loro volontariato per raccogliere fondi, per far star bene anche noi, perché sono loro poi che arrivano nelle nostre case quasi sempre a prenderci, a fare presto, a rischiare anche la vita a volte per salvarci. Ecco, partirei proprio da Elisa Bailo. Allora, questa passione, Elisa, quando nasce? Allora, la mia passione è nata nel 2020. Allora, io volevo entrare in Croce Rossa ancora nel 2019, poi il problema Covid non sono riuscita a fare il corso perché era stato tutto bloccato. Sono entrata un po' per una sfida personale, dico la verità, nel vedere, perché Croce Rossa si pensa ovviamente all'ambulanza, al soccorso. Sono entrata e ho scoperto che Croce Rossa è tantissimo, perché comunque tutta la parte del sociale, la parte del senza dimora, la parte del diritto umanitario, e là mi è partita la passione e sono iniziata da poco e poi sempre di più, e mi rendo proprio conto che Croce Rossa è un tipo di pensiero. Cioè i 7 principi di Croce Rossa, se tu li vivi già nella tua quotidianità, quando ti trovi a condividere con altre persone la tua stessa idea di vita, e là, no, adesso vogliamo conoscere i 7 principi, Elisa, no? E siamo curiosi noi, Quali sono i 7 principi? Allora, indipendenza, ok, umanità, che è quello secondo me più importante, ok, neutralità, perché comunque sappiamo che per quanto riguarda i conflitti armati noi siamo neutrali e interveniamo sempre, volontarietà, cioè ovviamente volontariato. Dopo me ne sono perso uno, aspetta, indipendenza, volontarietà. Abbiamo arrivato al quinto. Allora, intanto che Elisa pensa, conosciamo anche l'altro ospite gradito, Marco Semenzato. La passione quando, Marco? La passione è iniziata oltre 30 anni fa, grazie a mia mamma, che ancora adesso mi odia, perché bisogna dire la verità, mi ha detto: ma cosa fai? Sei sempre in giro, non fai niente. Un collega di lavoro mi ha detto: guarda, facciamo un corso di Croce Rossa. Ho detto: beh, dai. Impegno un po' il tempo, adesso mia mamma mi odia, nel senso che tante volte mi dice: ma sei sempre in Croce Rossa. Forse, giustamente come ha detto Elisa, è un pensiero di vita dove ci si rende utile agli altri, e il principio proprio dell'umanità è quello che ci contraddistingue e quello che ci fa andare avanti oltre il bisogno che possono avere anche le singole persone. In effetti è vero, magari si vede tanto in ambulanza, però una delle cose più importanti, che è un mio impegno come presidente e anche l'Elisa come consigliera e anche gli altri consiglieri che ci siamo dati, è proprio quello di far emergere tutta la parte sociale, perché è vero, lei è entrata nel periodo Covid, ma nel periodo Covid Croce Rossa Italiana, col Tempo della Gentilezza, con altri progetti, ha dato la possibilità di far emergere chi in silenzio non chiedeva mai nulla. E noi siamo qui per aiutare proprio quelle persone. Purtroppo non possiamo fare grandi pubblicità, l'ambulanza passa, si vede Croce Rossa Italiana, ma possono essere anche altre croci, non ha importanza, perché l'importante è fare del bene dal mio punto di vista. Però
è questo sommerso che abbiamo di persone che aiutiamo tutti i giorni. Ecco, questa è la cosa fondamentale, sicuramente quella che dopo 32 anni mi dice ancora di essere qui in Croce Rossa stessa. Senti Marco, ci diamo del tu perché tanto siamo volontari, siamo tutti uguali, cerchiamo di fare del bene al prossimo. Ma quello che veramente vorrei capire, e chiedo alla regia se riesce a trovare quel servizio degrado a piani, per cortesia, perché vorrei proprio discuterne con voi. Noi cerchiamo di aiutare queste persone, gli ultimi, nel vero senso della parola, che non hanno voce, non hanno la possibilità di gestire la persona, la propria persona, perché nessuno li vuole vedere, nessuno li vuole a casa propria. Eppure noi sappiamo che ci sono, cerchiamo di aiutare. Però è difficile perché sono riusciti a mettere i poveri contro i poveri, il diverso come fosse un delinquente. Noi etichettiamo molto, io lo dico tutte le mattine, un ragazzo spaccia una bustina, diventa un spacciatore, una donna porta via 10 mali e diventa una ladra, magari è una cleptomane, e vanno anche in comunità o nelle prigioni. Poi invece nelle prigioni quelli che vorremmo veramente mettere non ci sono. Prima ho citato quel caso di quel ragazzo indiano, di questo datore di lavoro che era 5 anni che era indagato. Forse se qualcuno si fosse mosso in tempo, forse la giustizia, ecco qui la giustizia avrebbe dovuto fare un passo in avanti, forse questo ragazzo non sarebbe morto, ma soprattutto il coraggio di buttare questo uomo, questa creatura che noi invece cerchiamo di aiutare, di raccogliere, di salvare, come fosse un sacco a perdere, perché li chiamano così. Cosa vuoi fare? Sono sacchi a perdere, pensate come li chiamiamo. Cosa hai provato, Marco, quando hai sentito questo fatto, hai visto questa moglie disperata, questa bambina, ecco, questa società che molti di noi ancora condannano queste persone solo perché cercano di lavorare. Però ricordate che se mangiate la frutta o la passata è merito di queste persone che la raccolgono, perché sono loro che fanno queste raccolte. Prego Marco. È vero, no, proprio è un periodo della nostra vita che forse noi come Croce Rossa, ne parlavo anche al lavoro, noi viviamo come se fosse una cosa normale la nostra umanità. Quindi questa differenza, quando noi le vediamo, ci rendiamo conto che forse siamo noi Croce Rossa che abbiamo un modo di agire che è completamente diverso da quello della comunità che ci circonda. Quindi forse dobbiamo essere noi i primi a cercare di far crescere la comunità che abbiamo attorno per far capire che siamo tutti uguali. Io porto un esempio, mia figlia. Mia figlia è in prima superiore e un giorno mi dice: no, perché c'è questa ragazza così, la faccio, ma è di colore, cioè, istintivamente la prima cosa, la mia è quella. E mi fa: perché è di colore? Ecco, forse i ragazzi, i giovani d'oggi non vedono questa differenza che noi abbiamo vissuto negli anni, che forse è quello che ci permetterà magari di fare un passo avanti per migliorare anche la nostra società da questo punto di vista e quindi non trovare più situazioni. Guardare con occhi diversi anche noi. O guardare con occhi diversi. Sentiamo Elisa, cosa hai provato Elisa nel vedere uno dei tanti casi, perché non sappiamo cosa succede, noi non ci rendiamo neppure conto. E neanche non stiamo a giudicare. Ma anche qua da noi, ricordatevi, non solo l'Anso, qua da noi, qua ho 2 testimoni, non dobbiamo andare al sud per vedere certe cose. Certo. Prego Elisa. Io personalmente mi sono incazzata. Dico proprio la verità, perché vedere le persone, soprattutto un lavoratore, un tuo dipendente, una persona che è da 5 anni che lavora con te, di cui dimostri che non te ne frega niente, gli metti un braccio che si è tagliato dentro una cassettina e lo abbandoni, dico, l'umanità, ma che persona sei? Cioè io proprio non riesco a comprendere come un essere umano possa fare un'altra cosa del genere a un altro essere umano. Non lo riesco proprio a capire e quindi mi fa incazzare, perché dico, noi siamo qua tutti i giorni che diamo il nostro tempo, la nostra vita, tutto, ok, al di là del lavoro, perché qui siamo tutti volontari, ok, lo facciamo nel nostro tempo libero, per cercare di aiutare, di uscire da questa mentalità che a me è bruttissima, e dopo vedi queste cose, senti queste cose e dici, allora, cosa sto cercando di trasmettere al mondo? Sentiamo Tamara, la nostra Tamara da Spresiano. Ciao Tamara. Ciao Mirella, ascolta Mirella, io volevo dire una cosa. Allora, ho visto che stai parlando della Croce Rossa, sai che io abito in una struttura e qua il sabato facciamo attività con i ragazzi
diversamente agili. E il sabato sono venuti i ragazzi della Croce Rossa di Spresiano a insegnarci come fare il massaggio cardiaco, come se succede qualcosa per strada, come raccogliere la gente per strada. E io vedevo i ragazzi che erano con la bocca aperta perché era una cosa che mi interessava, ma anche io l'ho fatto per lavoro, perché io, essendo che lavoro su una fabbrica, tutti i colleghi, tutti i dipendenti della fabbrica fanno questo corso. Però io vedo che questi ragazzi erano stati veramente stupiti, con la bocca aperta, perché era una cosa che mi interessava, era una cosa interessante. Poi un'altra cosa, volevo chiedere ai tuoi ospiti, mia sorella ha intenzione di iscriversi alla Croce Rossa, perché a lei gli piace andare via con l'ambulanza, e sin da piccola diceva, da grande voglio fare la Croce Rossa. Volevo capire, siccome lei abita a Mira, volevo capire dove, che sede deve andare a iscriversi. Grazie Mirella, ciao. Ciao, grazie a te Tamara. Allora Elisa, rispondiamo a Tamara. Allora, innanzitutto grazie. Per quanto riguarda tua sorella, nessun problema. Allora, Mira è proprio sotto il comune di Venezia, quindi sotto la provincia, quindi il nostro territorio. Noi facciamo circa ogni mese, mese e mezzo, un corso base di ingresso per le persone che vogliono diventare volontarie. Ok? Ti dico, adesso dovrebbe partire a settembre un corso a Strap, quindi Riviera del Brenta, e a Milano adesso verso fine anno. Si deve iscriversi su Gaia CRI, che è il sito nazionale di Croce Rossa italiana, mette la preferenza del luogo dove vuole entrare, in questo caso Venezia, la distanza da casa sua, perché comunque ci sono varie unità territoriali, quindi gli verrà mandato una mail quando verrà attivato un corso, fa il corso base che dura circa un mese e mezzo, una lezione /2 a settimana, dove verrà fatto anche tutta la parte pratica di primo soccorso che hai visto questo fine settimana, che sono venuti nella struttura dove operi, e ci sarà un esame finale, pratico e teorico, e poi diventerà volontaria di Croce Rossa, e poi là si aprirà un mondo, quindi ci sarà tutta la parte, visto che tua sorella è interessata alla parte sanitaria, quindi salute e ambulanza, può fare il corso TSSA, oppure poi scoprirà il mondo di Croce Rossa, che non è solo ambulanza, non è solo quello, perché tutti entrano per quello, ma poi si innamorano di tutt'altro. I 7 comandamenti abbiamo. Ognuno decide su quale comandamento appoggiarsi. Poi il bello è che abbiamo 250 corsi a catalogo, quindi veramente di tutto. Quando si entra in Croce Rossa si scopre un mondo. E giustamente quello che ricordava, e vorrei puntualizzare, perché effettivamente non abbiamo solo questa amica che diventerà volontaria a breve di Mira, però tutti quelli che ci stanno ascoltando, per entrare in Croce Rossa come devono fare? Giustamente, come ha detto Elisa, entrare nel sito della Croce Rossa italiana, cercare Gaia, oppure digitare semplicemente gaia.cri.it. Oppure chiamate la Mirella e vi do il riferimento di Rufato che piacciamo prima. Però ecco, vi do la mail così. Ma anche nel sito sono diventati nostro. più tecnologici, quindi il fatto di inserirsi su questo portale dà la possibilità di scoprire tutti i corsi che vengono attivati nel raggio di 15 Non di Rufato, ma di Semenzato, che sediamo quello di Rufato, chiamano il dottor Bruno Rufato, che è riuscito a collegarsi con noi. Allora, dottor Rufato, grazie. Andiamo a vedere questo servizio, proprio allarme per tosse, poi sentiamo come lo commenta il dottor Bruno Rufato. Più di così dite che non vi accontento dopo. Andiamo a vedere. Un aumento di casi allarmante in pochi mesi in Europa. Da inizio anno si contano già 19 decessi per pertosse, la gran parte neonati. In Italia i casi sono stati centinaia e 3 i decessi. La preoccupazione è soprattutto per i lattanti che prima dei 3 mesi non vengono vaccinati. Qui da noi nella zona padovana da gennaio abbiamo avuto 20 casi. Fortunatamente non ci sono stati casi gravi, però è un fenomeno che attualmente è fuori controllo, e questo è sicuramente legato al fatto che le vaccinazioni per la pertosse si sono nettamente ridotte. Quando è stata introdotta la vaccinazione per la pertosse era praticamente sparita, poi un po' alla volta i tassi di vaccinazione sono ridotti e adesso ci troviamo in questa situazione. Proprio il calo delle vaccinazioni tra i bambini è all'origine di questa esplosione di contagi di pertosse. Da inizio anno sono stati oltre 200.000
250 tamponi positivi refertati dalla microbiologia dell'azienda ospedaliera di Padova. Qual è la cosa della quale le mamme devono essere informate? Allora, la vaccinazione abituale viene fatta ai 3 mesi, però i bambini che hanno 1 mese, 2 mesi non sono coperti, quindi sarebbe molto importante incentivare la vaccinazione negli ultimi 3-4 mesi di gravidanza, e questa viene fatta per l'influenza, la pertosse, e anche c'è la possibilità di farla per il virus respiratorio sinciziale che dà la bronchiolite. Qui da noi questa strategia non è molto seguita, nei paesi del nord Europa invece lo è molto di più. Se si vaccina la mamma negli ultimi 3 mesi di gravidanza, questa trasmette gli anticorpi al bambino appena nato, che quindi è già protetto. Soggetti a rischio sono anche anziani con patologie respiratorie croniche come asma o bronchite. Ha una fase iniziale che può durare 2 settimane, in cui c'è una tosse catarrale non particolarmente importante, poi comincia la fase molto impegnativa che viene chiamata tosse parossistica, perché è una tosse veramente impegnativa che mette a prova la salute di chi è affetto da questa malattia infettiva, e questa tosse si caratterizza soprattutto di notte. Alla fine della tosse incessante per minuti e minuti c'è anche un urlo inspiratorio, e questo è un sintomo tipicissimo di questa infezione. La pertosse poi dura parecchio, dalla comparsa dei sintomi alla guarigione possono anche passare 5 settimane. Allora, dottor Ruffatto, grazie intanto di essere qui, perché con questa trasmissione io spero proprio trasparenza, informazione corretta, capire cosa sta succedendo, com'è la situazione. Molti genitori che non vaccinano i bambini, per quello sta succedendo questo, si ha paura di vaccinare i propri figli, non tutti, ma noi dobbiamo parlare a quei genitori che non hanno capito l'importanza del vaccino. E perché fa così paura vaccinare i bambini? Com'è la situazione, dottor Ruffatto? La situazione è quella che ha detto il professor Baraldi, che lui è un osservatorio della clinica, del pronto soccorso, quindi lui vede i casi più gravi, che sono naturalmente quelli dei neonati. Noi nel territorio vediamo tantissimi casi di pertosse, molti dei quali non vengono diagnosticati, perché c'è anche una sottonotifica dei casi di pertosse. Naturalmente la pertosse dovrebbe colpire solamente i bambini più grandi, gli adolescenti, perché ricordiamo che non esiste un'immunità permanente per la pertosse. Ogni 4, 5, 6 anni anche un vaccinato, chi avesse avuto la pertosse, diventa suscettibile. Quindi quando, come in questo momento, circola moltissimo il batterio della pertosse, la bordetella, è chiaro che dovrebbe colpire soprattutto queste fasce di età. Attualmente il programma di vaccinazione prevede comunque, come diceva il professor Baraldi, diversi richiami in maniera tale che questa possibilità sia ridotta al minimo, ma noi dobbiamo proteggere soprattutto il neonato, che è quello che può avere le complicanze più drammatiche. E naturalmente va implementata la vaccinazione delle donne in gravidanza. Dovrebbero esserci manifesti affissi dappertutto su questo. Invece la vaccinazione delle donne in gravidanza per la pertosse è ancora bassissima, ma ripeto, è l'unico modo per prevenire le complicanze più gravi dei neonati, non esiste altro. Non c'è una terapia valida per la pertosse, possiamo fare al limite una profilassi, o nel caso del soggetto infetto possiamo fare in modo che la terapia antibiotica riduca la trasmissione della malattia, però dobbiamo concentrarci su una vaccinazione che non deve perdere punti nemmeno per quanto riguarda il ciclo primario, quindi il bambino che viene vaccinato dal 3° mese in avanti e fa i successivi richiami. Parlavo sabato, appunto, abbiamo avuto un convegno con il professor Baraldi e il dottor Sbroggiò dell'AS di Padova, che a Padova si è perso un punto per quanto riguarda la percentuale di copertura vaccinale solamente nell'ultimo anno, una cosa gravissima. Non si capisce per quale motivo quel sistema di prevenzione che è utilissimo, indispensabile per le malattie infettive come la vaccinazione, stia perdendo così tanto. Questo non si nota subito all'inizio come conseguenze, ma ricordiamo che un punto di perdita di vaccinazioni
crea una serie di suscettibili che possono poi portare, una volta che circolano questi virus o questi batteri, delle epidemie importanti. Questo potrebbe succedere anche per il morbillo, perché ricordiamoci che un'altra emergenza che sta arrivando dall'Europa è proprio il morbillo. Quindi cosa deve fare chi ha un bambino, oppure nel caso della pertosse anche le donne in gravidanza? Devono fare 3 cose. La prima è vaccinarsi, la seconda è vaccinarsi, la terza è vaccinarsi, e poi, se vogliamo un'altra, vaccinare secondo il calendario della Regione Veneto, che è uno dei calendari più completi d'Italia e che offre ai bambini tutta la possibilità di immunizzarsi contro le malattie infettive più comuni. Quindi noi pediatri continuiamo a fare la nostra opera di sensibilizzazione. Purtroppo esiste un movimento antivaccinale che è diventato sempre più forte dal momento in cui c'è stato quella cosa incredibile, straordinaria, eccezionale che è stato il Covid. Adesso si fa di tutta un'erba un fascio, per cui tutti i vaccini vengono ricondotti a quel momento così drammatico che è stato il Covid, ma in realtà ogni vaccino ha una sua strategia, ogni vaccino ha una sua funzione, ogni vaccino ha le sue caratteristiche e serve per proteggere da malattie diverse. Quindi noi pediatri siamo impegnati giorno dopo giorno per cercare di diffondere questo messaggio. Avremo bisogno dottor anche Rufatti, di io non so se è un quadro quello dietro di lei o è lo studio di Spider-Man, perché quello che voi state però cercando di fare e che molti genitori non riescono a capire, far sentire questo bambino che entra, una volta avevamo il terrore, andiamo dal dottore, aiuto, 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 non vengo. Io penso che invece anche voi state cercando di dare il massimo. Ecco, questi genitori dovrebbero veramente capire, guardate cosa stanno cercando di fare per non impaurire questo bambino, per metterlo proprio a proprio agio, perché il bambino delle volte basta un battito di ciglia e sa chi ha di fronte, e la prima cosa quando apre la porta ma a vedere queste cose, e sicuramente non ha messo Biancanevi 7 nani, avete visto cosa ha messo, perché questi sono i giochi dei bambini. Quanto importante anche a livello psicologico è far capire a questo bambino che non deve aver paura, perché è quella che regna sovrana da noi diversamente giovani ormai, è la paura. Noi abbiamo paura di tutto, del diverso, del male, del vaccino, di uscire dalla mattina, non sappiamo se rientriamo la sera perché troviamo sempre l'imbecille che ne fa di tutti i colori, che non rispetta il prossimo. Ecco, l'importanza a livello psicologico di far sentire bene il bambino che diventa paziente. Prego. Ma allora, la cosa più importante, credo per tutti i medici, ma soprattutto per i pediatri che hanno a che fare con un sistema complesso che è la famiglia, però deve visitare i bambini, è l'accoglienza. Quindi i nostri ambulatori devono essere accoglienti e l'approccio è fondamentale. È difficile quando entra un bambino con le sue preoccupazioni, con le sue ansie, che ha paura di un medico che magari conosce poco o ha avuto con altri medici esperienze non proprio positive, non cercare un'accoglienza, un dialogo. Il pediatra deve, anche con un bambino piccolo, parlare e interfacciarsi direttamente con lui, e c'è un approccio dedicato per ogni età. E io, ad esempio, i bambini più piccolini, quelli che hanno soprattutto paura del dottore, che piangono, hanno un approccio proprio di rifiuto, spesso li visito in braccio ai genitori e ci si mette un po' di tempo, perché chiaramente prima di creare un rapporto di fiducia con quel bambino bisogna che tu ti dimostri amico, bisogna che gli proponi magari un giocattolino che hai sulla scrivania o sulla cesta dei giocattoli, oppure che ci sia appunto una scenografia come quella che vedete, che è fatta anche di cose moderne, perché i bambini adesso sono abituati a giocare anche con giocattoli molto sofisticati, intelligenti e moderni. Quindi bisogna sempre cercare soprattutto un approccio ideale, un'accoglienza e quindi sempre un dialogo con il bambino, con gli strumenti che sono necessari a seconda dell'età di quel bambino. È difficile visitare un bambino molto piccolo, ma è difficile anche approcciarsi a un adolescente che è chiuso nel suo mondo e ti vede sempre come una persona che magari è giudicante e più alleata ai genitori che non a lui, insomma. Quindi e questo è una parte fondamentale del nostro lavoro, ma credo per tutti i medici, se non si riesce a creare quel momento
empatico che è indispensabile, non si riesce neanche a far passare tutto quello che viene dopo, cioè quel messaggio che deriva anche dalla visita, da quello che trovi, che può essere un bilancio di salute, ma può essere anche la comunicazione di una malattia, di un problema, e questo oppure una terapia che deve essere accettata, quindi l'accoglienza prima di tutto, il tempo giusto, l'empatia, il dialogo e la trasmissione, poi la restituzione di quello che noi vediamo con la vista. Fondamentalmente ci vuole molto tempo. D'altra parte sono piccoli e hanno diritto anche loro di capire. Allora, Elisa Bailo, quello che ha detto però il dottor Ruffato è fondamentale. Questo bambino deve sentirsi a proprio agio, ecco, deve avere il giocattolo che di solito vede, che gioca assieme, e anche questo aiuta. Ma aiuta anche quando tu sai che chiami la Croce Rossa, quando vedi la Croce Rossa, è la prima cosa, quando arriva la Croce Rossa, perché sai che farà del bene, ecco, che cercherà anche di portarti nel migliore dei modi all'ospedale. Quanto importante è il messaggio e quanto avete impiegato per far capire l'importanza di affidarsi anche quando andate a prendere queste persone che chiamano, metterle a proprio agio, perché veramente, come dice il dottor, la paura del male, chissà cosa è capitato, cosa avrò, oppure casi estremi dove veramente questo paziente non sa neanche più di essere al mondo e voi lo prendete in cura perché siete voi quei medici che avete questo compito. Prego Elisa. Allora, nulla è lasciato al caso. Croce Rossa è famosa per la sua formazione e durante il percorso formativo per fare trasporto sanitario, soccorso ambulanza, ci viene anche spiegato la tecnica di approccio, di come porsi con le persone che andiamo a soccorrere. Esempio, si parlava dei bambini, ci insegnano a metterci a livello di bambini, quindi non parlargli da sopra ma abbassarci, parlare con loro, perché comunque il bambino capisce, recepisce, e quindi tu parlando con loro, mettendo lui al centro, riesci a... Forse ha meno paura dei genitori magari. Sembra quasi un controsenso, ma quando sta male un bambino sono più spaventati i genitori che il bambino stesso, perché il bambino, come sta male velocemente, poi si riprende anche velocemente, e se tu riesci a parlare, a capire, ovviamente sei tanto piccolo, un lattante o qualcosa, devi comunque interfacciarti con i genitori, però c'è proprio tutta una tecnica. Anche quando arrivi dentro una casa bisogna sempre avere il rispetto, perché tu stai entrando in una casa, nella vita privata di una persona, quindi chiedi il permesso, ti identifichi, ti fai spiegare cosa è successo, se la questo persona... bambino che c'è meno male è arrivata a Croce Rossa, fanno un bel giretto con la Croce Rossa, sono affascinati, avete capito perché? Abbiamo Leone da Tre Basile, che poi andiamo da Marco Semenzato. Vai Leone. Ciao Milena, grazie. Ciao. Saluto i tuoi ospiti. Allora, il dottore diceva che ci si vaccina meno, ma nel web c'è una campagna denigratoria nei confronti dei vaccini che è bestiale. È per questo che la gente si vaccinerà meno, sempre di meno. Queste cose, queste falsità dovrebbero essere contrastate, ma non vedo nessun interesse, nessuno ha interesse a far capire alla gente che i vaccini sono importantissimi. Ciao Mirella, grazie. Sì, anche perché portano voti, non hai capito, basta vedere, tutti sono alla ricerca di voti e perciò capisci che va tutto bene. Marco, come commenti questa telefonata di Leone che dice se succede questo c'è anche un motivo, ma basta anche non andare nel web, sarebbe anche semplice fare questo. Prego. Noi penso che come Croce Rossa dobbiamo sempre mettere al primo posto comunque la popolazione, e quindi l'obiettivo nostro anche nei corsi, anche come diceva la telespettatrice prima, è quella di arrivare per dire cosa sono le cose belle e le cose giuste che vanno fatte. Più che belle sono giuste, nel senso che la profilassi serve per cosa? Per evitare un domani un'epidemia come quella che c'è già stata. Cioè, sono tutti passaggi che dobbiamo fare, e come principi di Croce Rossa noi abbiamo nell'obiettivo salute di poter tutelare la popolazione. E come la tuteliamo? Con questi corsi e facendo cambiare magari anche idea alle persone, non obbligandole, perché purtroppo ha ragione, ma forse è giusto che sia così, noi siamo un paese libero e quindi ognuno ha la propria idea, però io dico sempre che le idee di tutti vanno rispettate, sì, e non devono essere senso unico. La libertà finisce dove inizia la mia, esatto. Perciò andiamo piano con questa storia. No, in effetti l'unica la cosa che ci tenevo a precisare, giustamente l'hai evidenziata, è proprio questa. La mia libertà però
non deve terminare perché c'è qualcun altro che interviene. Allora, dottor Ruffatto, eppure abbiamo persone che si sono vaccinate fino all'altro giorno, prima del Covid, che andavano in giro per il mondo e si vaccinavano senza nessun problema. Sembra che questo Covid sia completamente debellato, che non ci sia più per qualcuno, invece io ho letto e ho sentito delle persone per bene che invece le fragilità devono stare attente, specialmente anche adesso che si mettono in viaggio, ecco, negli aerei, negli aeroporti. Cosa dice, dottor Ruffatto? Come vede la situazione dalla sua angolazione? Allora, sicuramente il Covid non è scomparso, non può scomparire, certamente è un Covid diverso da quello che c'era all'inizio, che quindi è stato un fenomeno mondiale che ha creato tutti quei disastri che sappiamo. Adesso ci vuole, come sempre, quando il virus è diventato, diciamo, endemico, quindi circola, ma è cambiato nella sua aggressività, bisogna utilizzare un sistema di sorveglianza e capire che un virus come quello del Covid, come quello dell'influenza o di altri virus, hanno bisogno di un'attenzione costante, soprattutto da parte di coloro che sono i cosiddetti soggetti fragili. E domani praticamente, quindi da settembre, penseremo alla nuova campagna di vaccinazione e sicuramente ci concentreremo su due virus molto importanti che sono ancora il Covid e l'influenza. Per il Covid credo che tutti quanti abbiano un disgusto assoluto per quello che ha provocato, però teniamo conto che dobbiamo pensare ai soggetti fragili che devono ancora adesso proteggersi. E per l'influenza invece ancora una volta c'è una campagna di sensibilizzazione che partirà, ma è ancora piuttosto ondivaga perché c'è quell'annata in cui si prevede che sarà aggressiva, che sarà meno aggressiva, che saranno colpiti i bambini, che arriverà più o meno forte, eccetera. In realtà ci vuole un'attenzione costante e quindi le categorie a rischio, e tra queste ricordiamo che ci sono anche i bambini oltre agli anziani, vanno vaccinate ogni anno. Ricordiamo che i danni che provoca l'influenza, soprattutto nella fascia di bambini che è più fragile, quella dai 6 mesi ai 6 anni, è molto importante. Provoca complicazioni, ma soprattutto provoca un sovraccarico enorme del sistema ospedaliero. Voi leggete che quando arriva l'epidemia influenzale i reparti ospedalieri sono strapieni di bambini ricoverati. Questo sia per la gravità delle complicanze, ma soprattutto per l'ansia dei genitori. Allora, per tutta questa serie di motivi, ogni anno noi dobbiamo sensibilizzazione dei genitori nei confronti di queste vaccinazioni. Allora, sono quei genitori che magari non vogliono fare il vaccino ma hanno il bambino obeso. Ecco, questo ciccio bello che veramente sta preoccupando. Prego. Sì, allora è chiaro che l'informazione adesso, hai ragione quell'ascoltatore, si fa su internet, è troppo, fra un po', anzi già ieri c'è l'intelligenza artificiale alla quale poi porremo un problema e ci dirà tutto quello che c'è da fare. Bisogna soprattutto orientare chi va su internet verso dei siti che sono affidabili, dei blog che sono affidabili, delle chat che sono affidabili, perché non si può mettere tutto quanto sullo stesso piano. Soprattutto bisogna che i pazienti medico. Se non c'è la fiducia nel proprio medico, e parlo del medico di medicina generale, del pediatra, è molto difficile che passino questi messaggi. Adesso il medico di medicina generale e il pediatra devono conoscere quello che circola sul web e reindirizzarlo in messaggi che possono essere utili per i pazienti. Questo non riguarda solo le vaccinazioni, ma qualsiasi argomento che riguardi la salute. Purtroppo siamo abbastanza soli per quanto riguarda anche l'informazione, cioè parlavo prima della pertosse. Tutta l'Italia dovrebbe essere tappezzata di manifesti che invitano le donne in gravidanza a vaccinarsi per la pertosse. Ne avete mai visto uno? No. Quindi vuol dire che purtroppo c'è questa discrepanza e il medico deve metterci la faccia.
E la connessione va e viene. Allora, visto che riprendiamo col dottor Ruffatto, sentiamo come commenta Elisa Bailo. Elisa, come commenta le parole del dottor Ruffatto? Ecco, questa paura, ecco, questa anche l'obesità soprattutto che veramente preoccupa molti pediatri, mi dicono sempre di parlarne, io ne parlo sempre. Ecco, mangiare sano per vivere sano, vivere meglio, movimento, fare movimento. Prego, la Croce Rossa insegna anche questo? Assolutamente sì, noi comunque abbiamo tutto un progetto che andiamo anche nelle scuole, qui insegniamo anche l'alimentazione, la corretta alimentazione, e rispetto a tanti anni fa, comunque quando andavo a scuola io, che la merendina era il classico confezionato, adesso comunque ci sono le mele, yogurt, si insegna ai bambini, però giustamente come diceva anche il dottore è un po' un controsenso, cioè non vaccino il bambino perché ho paura, però gli do da mangiare le cose super mega industrializzate e va bene così, non li faccio fare movimento, stanno a casa davanti alla TV. Invece no, noi abbiamo proprio tutto un progetto per i bambini che parte dalle elementari, ma stiamo anche entrando anche nelle scuole un po' più piccoli, proprio insegnare il stile di vita corretto, perché è importante, se lo impari da piccolo poi lo porti avanti per tutta la vita, e sappiamo benissimo che un stile di vita sano ti porta a un stile di vita migliore. Sente Marco Semenzato, quando entrate in queste case, in queste famiglie, cos'è che notate la prima cosa? Vedete questo senso di disagio, di solitudine? Perché anche quella è una cosa incredibile. Il senso di dignità delle persone, italiani, stranieri, non si guarda più facilmente nessuno, perché i numeri solo nella nostra zona sono 1300 gli assistiti, quindi non sono pochi, e il fatto di entrare nelle case viene fuori la dignità delle persone che non è che non vengono a chiedere aiuto. La sfortuna di aver avuto un Covid è stata la fortuna per Croce Rossa Italiana di poter entrare dentro le case e aiutare le persone che magari vivevano sole, che non avevano nulla e che quindi non sapevano magari neanche a chi chiedere. Hanno scoperto che c'era Croce Rossa, oppure più semplicemente non volevano chiedere per non sentirsi di peso. Questa è la cosa fondamentale che Croce Rossa vive tutti i giorni, e ogni giorno in silenzio, quello che dicevo prima, ed è la cosa fondamentale, cioè entriamo nelle case in punta di piedi. I nostri corsi sono fatti e strutturati in maniera tale che ci sia anche supporto psicologico, che anche nel primo soccorso la cosa più importante è il soccorso psicologico. Il medico giustamente ci dice, se arriva il bambino calmo e tranquillo perché i genitori sono calmi e tranquilli, le cose sono tutte più semplici. Quindi sì, anche i genitori se il genitore è agitato, esatto, sicuramente il bambino non sarà calmo e tranquillo. Allora andiamo a vedere questo degrado a piani, poi lo commento proprio con i miei ospiti. Andiamo a vedere. Lo chiamano a piani, ma sarebbe meglio dire di nessuno, perché se questo parcheggio fosse sotto il controllo e la gestione di qualcuno, immagini come queste non avremmo potuto farvele vedere. E invece non solo rivediamo i giacigli già denunciati nei nostri servizi, ma registriamo anche l'aumento della violenza in questo luogo di degrado diffuso a tutti i piani, dove non si distinguono più i rifiuti fisici da quelli della società. Io lavoro come addetto alla sicurezza alla Piani di Treviso. Ecco, però diciamo che la sicurezza che lei garantisce qui è soprattutto alle donne. Sì, alle donne che vengono a prendere la macchina quando hanno finito di lavorare e la mattina quando vengono a parcheggiare, perché hanno paura della gente che frequenta questo posto. È vero che anche lei ha subito un'aggressione? Sì, ieri mi è venuto incontro, ma era ubriaco con una bottiglia in mano e dopo ho risolto tutto con calma. Senta, ma e se questi si trovano di fronte a una donna da sola? Non lo so. Cosa può succedere? In che stato sono? A parlarci la guardia giurata che da anni è l'unico baluardo di sicurezza tra questi tre piani. E se non ci credete provate con noi la discesa verso il degrado totale. Si parte dalle immondizie che quotidianamente si materializzano al piano superiore con annesso lancio del sacchetto tra i cespugli, per poi scendere nell'ammezzato gestito dal comune. Qui ci si deve fermare perché verso l'interrato la discesa è impossibile, tra deizioni umane, materiale abbandonato e un odore insopportabile di urina, defecazioni e rifiuti, tutto in decomposizione. Perché qui dormono gli ultimi degli ultimi, quelli senza più un passato né un futuro. Perché noi adesso per mangiare c'è gente bene che viene qua, ci dà 5 euro, andiamo a prendere pasta. Fratello,
Ma e il lavoro tu l'hai perso perché? L'ho perso perché è finito il contratto. Non mi ha rinnovato. Li incontriamo nel primo piano interrato di questa struttura che avrebbe l'ambizione di diventare uno dei parcheggi della Treviso pedonalizzata. Ma come si fa a parcheggiare se qui poi devi farti accompagnare dalla sicurezza per evitare molestie ed aggressioni? O se i generatori di emergenza non vengono manutenzionati da anni perché i tecnici non si fidano di spostare questo accampamento senza venire aggrediti? Ma è entrando nell'unico varco dal forte odore di varechina che quotidianamente viene pulito che incontriamo i relitti umani. Gente che a mezzogiorno è fatta di stupefacente o brontola sotto le coperte completamente ubriaca. Ed è questa la situazione quotidiana del blasonato parcheggio a Piani alle spalle delle istituzioni. Spettacolo che tra l'altro non fa incassare biglietti al comune, perché nessuno si fida più di parcheggiare dove se ti va bene ti rigano la macchina. Altre parole non servono, serve invece che qualcuno intervenga subito, prima che magari da qualche fornelletto a gas capiti l'irreparabile. Allora, perché ho fatto rivedere questo servizio? Lo dico a Elisa, a Marco, ma anche al dottor Bruno Ruffatto. Perché noi siamo 7.500 associazioni di volontariato. E mi dite, vedendo queste cose, che qualcuno non riesce ad arrivare a questi ultimi, saranno cosa, 20? 30? Metti 40? Ma 7.500 diviso 40. Non è che possiamo dare una risposta. Sono ubriachi, certo. Cosa abbiamo sentito? Ho perso il lavoro perché il contratto è scaduto, non me l'hanno più rinnovato. Non è che sono tutti ubriachi. Ecco, vedendo questo servizio, parto con te, sì. Elisa, cosa provi? Allora, mi dispiace, ovviamente, umanamente parlando, però noi come Croce Rossa, per quanto riguarda senza dimora o comunque persone in disagio, abbiamo proprio un percorso che non è quello di portargli il tè o dargli soldi o dargli da mangiare, ma è quello di portarli a rimettersi autonomamente in società, quindi proprio con dei percorsi di ti insegno, ti aiuto a scrivere il curriculum, dimmi le tue abilità e ti riporto a inserirti nella società in autonomia, perché se noi come Croce Rossa diamo solo il primo aiuto, che lo facciamo perché comunque lo facciamo, serve anche. Assolutamente lo facciamo perché i generi di prima necessità forse le cose di prima necessità assolutamente si danno sempre, però abbiamo proprio questo percorso del portare la persona in difficoltà a rintrodursi, magari insegnandogli un lavoro, insegnandogli qualcosa che possa diventare autonomo. Ma perché secondo te, Elisa, nessuno va a prenderli? Allora, noi facciamo un percorso li seguiamo, andiamo là nel posto dove sono. Secondo me dopo sta alle istituzioni trovargli un posto adeguato, perché se sono arrivati al punto che devono comunque dormire dentro un parcheggio e non hanno la possibilità, bisogna dargli un'alternativa. Ma su sto parcheggio non ci sono le toilette, cioè mi viene un punto di domanda, non funzionano perché le toilette in Italia sono le cose più difficili da trovare, devi entrare nei bar. Ecco, qualcuno ascolti la Mirella per avere la toilette. Cosa provi, Marco? Ecco, nel 2024 assistere ancora a queste cose che sono in tante parti d'Italia, non è che siano solo qua nella città di Treviso così decantata. Noi arriviamo da Venezia, quindi è una situazione un po' diversa, nel senso che, come giustamente diceva Elisa, siamo gestiti a livello del comune, il comune con l'assessorato sociale che gestisce e coordina un po' tutto, quindi adesso io della situazione di Treviso non posso esprimermi, nel senso che non ho le conoscenze di base, però ecco, la cosa che si diceva è quella che effettivamente non ci devono essere gli ultimi. Assolutamente. Sentiamo il dottor Ruffatto. Dottor Ruffatto, arriva il caldo, abbiamo visto il degrado, ecco, è pericoloso anche oltretutto se non viene controllato. Prego. Beh, sicuramente, ma come dicevano anche gli amici della Croce Rossa, ci vuole una prima assistenza che è quella di emergenza, ma poi ci vuole un piano strutturato che aiuti queste persone che non devono sentirsi ultime. È chiaro che poi una situazione di degrado rimane confinata in zone che le persone purtroppo si abituano a non frequentare,
e quindi sono zone che sono assolutamente zone che poi sono perse anche per la città. Quindi insomma ci vuole un programma che parte proprio dal primo soccorso, che è fatto da loro con i progetti che hanno, ed è bellissimo che abbiano anche una divisa, perché loro sono riconoscibili, proprio scendono in piazza, sono vicini a queste persone che non chiamiamo ultimi, ma hanno bisogno di assistenza, e poi offrono dei percorsi adeguati. No, ma quello che mi spaventa è, vede dottor Ruffato, è che il mondo di volontariato è immenso, è enorme. Abbiamo delle associazioni veramente toste, con numeri e anche possibilità, ecco, di aiutare queste persone. Ma perché dobbiamo arrivare a questi punti? È come l'indiano deve morire e questo personaggio porta a casa con il braccio in un cassetto questo uomo, invece di portarlo e di soccorrerlo con le maniere nei posti giusti, ed è la stessa cosa. Ecco, si vede quando succede il fatto, ma prima non si poteva vedere ed accompagnare in un percorso. Cosa dice Elisa? Ma bisogna sempre arrivare a questi livelli? Allora, noi fin dove possiamo arrivare, perché comunque abbiamo anche dei vincoli, anche noi arriviamo, cerchiamo di fare il percorso, e più di qualcuno siamo riusciti che si è rifatto, tra virgolette, una vita. Cioè, non è che tutti hanno detto no, voglio vivere così. Ci sono quelli che ti rispondono di no, Esatto. Ci sono certo. quelli che proprio tu avvicini e no, non vogliono, perché proprio hanno fatto, e sembra strano a dirsi, ma una scelta di vita, così. Però ci sono quelli che ti vedono arrivare e sanno che gli puoi dare una mano. Ma voi che avete i dati, sono più maggioranza o minoranza, quelli che dicono sì e quelli che dicono no? Sicuramente sono più quelli che dicono sì, assolutamente. Ecco, sentiamo anche Marco Semenzato, vedo che hai anche una cosa, un nastrino, cosa volete dare alla Mirella questa mattina? Alla Mirella, noi sabato eravamo a Solferino, è arrivato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a portare i saluti per i 160 anni della Croce Rossa italiana. E perché ci si ritrova a Solferino e si fa una fiaccolata di circa 8 km. È sempre un mito, nel senso che sembra siano 6, a volte sono 8, ma ha poca importanza. Però tutti i volontari che fanno questo percorso con la fiaccola accesa, per ricordare che il principio ispiratore della Croce Rossa italiana è nata proprio in terra italiana, ed è nata in un campo di battaglia, dove Henri Dunant, alla voce di Siamo tutti fratelli, riunì le donne di Solferino e Castiglione in soccorso di tutti i feriti di guerra. E questo è stato il principio ispiratore, e questo il pensiero che comunque abbiamo piacere di donarti, assieme a una spillina. Graditissimo, guardate che bello, c'è anche la spillina dentro questo sacchettino, anzi la vediamo, la apriamo, si può, vero? Perché io faccio vedere tutto in diretta, perché a loro piace tanto, perché partecipano con la Mirella, perché è come se mettessero la spilla anche loro. Allora vediamo anche la spilletta, ecco qua. Eccola qua, spilletta della Croce Rossa, che poi la Mirella si metterà, ecco, al banco solidale. Allora, dottor Ruffato, lei cosa dice vedendo, ecco, e sentendo i numeri che ho detto io? Molta attenzione per i bambini, abbiamo visto questi studi molto belli, questi ambulatori, ma per queste persone perché non c'è l'attenzione che tutti dovremmo dare? Tutti dovremmo cercare di mettere quella famosa goccia. Invece io ho visto le interviste, era uno di colore, la prima cosa che ha detto questa ragazza, giovane, è uno di colore, come fosse il colore il problema e non la persona. Cosa vuole dire Ruffato? Perché da bambini che si inizia a capire come mi devo comportare, ma io sono una spugna, assorbo quello che vivo in casa specialmente, oppure quando vado a scuola. Ecco, come vede lei questi bambini rispetto a queste persone che sono in difficoltà? È un problema di sostegno alla genitorialità, fondamentalmente, che deve riguardare tutti i genitori che hanno un bambino. A noi arrivano tutto sommato delle famiglie che sono sempre più fragili, e quindi il lavoro del pediatra non è solamente quello di visitare i bambini come
spesso immaginano i genitori, che è un lavoro che parte proprio da loro stessi. Quindi prima devi naturalmente approcciarti nella maniera corretta ai genitori e poi approcciarti a tutto quel sistema famiglia che comprende anche i bambini. Se non facciamo questo, vediamo solo una parte molto parziale della famiglia, che non solo ha un bambino con i suoi problemi, ma anche due genitori. Sempre più spesso le famiglie non si parla più di... Io qualche volta mi rivolgo alla mamma dicendo suo marito, o al papà sua moglie per indicare i genitori, e non esiste più questo termine, ma esiste il compagno, la compagna, l'amico, no? Quindi sono famiglie estremamente diverse che creano difficoltà di approccio per il pediatra, perché richiedono anche una formazione importante e soprattutto richiedono che il pediatra sia dentro alla società. A me piace, dicevo, la divisa della Croce Rossa e credo che anche noi medici dobbiamo portarla al di fuori il nostro camice del nostro ambulatorio. Dobbiamo essere riconoscibili, dobbiamo essere medici sempre. Tanto è vero che più di qualcuno ormai si sta spostando con i camper per fare prevenzione. Ecco, questi medici che arrivano nelle piazze proprio con questi professionisti per far capire l'importanza della prevenzione, e penso che sia questo un modo anche del medico di uscire, di confrontarsi con la realtà, e dove meglio delle piazze, forse anche quelle più chiuse, dobbiamo andare proprio là a combattere queste battaglie. Allora andiamo a vedere invece, andiamo a Padova e guardiamo questo progetto importante, Hospice Pediatrico. Andiamo a sentire. Un nuovo passo avanti verso la realizzazione del nuovo Hospice Pediatrico Veneto di Padova. Nei giorni scorsi è stata sottoscritta la donazione del progetto del nuovo centro regionale per le cure palliative e terapia del dolore pediatriche da parte della Fondazione La Miglior Vita Possibile all'azienda ospedale Università di Padova. È stata ora formalizzata la donazione davanti al notaio, e questo è un passaggio estremamente importante da un punto di vista procedurale, proprio perché ci consente l'approvazione definitiva del progetto da parte dell'azienda e poi appunto la compilazione del progetto esecutivo, che ormai diciamo alle viste, e quindi verosimilmente un futuro avvio dei lavori. Il progetto prevede una nuova struttura in via Falloppio, dove verranno accolti i pazienti, gli appartamenti per le famiglie e l'area per la formazione in via Santa Eufemia. Ora dovrà essere elaborato il progetto esecutivo, che dovrà essere approvato, e ci sarà anche un passaggio in Consiglio Comunale per il mutamento di destinazione dell'edificio di via Falloppio. Per abbattere il più possibile i tempi abbiamo assunto quest'onere non indifferente per la Fondazione di offrire il progetto, cosa che ha consentito di risparmiare anni di possibili passaggi burocratici che avrebbero intralciato un rapido avvio dell'opera. Attualmente l'Hospice Pediatrico Padovano segue più di 300 bambini. Servono nuove stanze per garantire cure sempre più all'avanguardia. Non è facile fare previsioni, io credo che tutto l'anno prossimo verrà occupato dalla compilazione del progetto e dalla sua approvazione, e che si possa pensare per un avvio dei lavori ai primi mesi del 2026. Allora, io mi ricordo i progetti della Città della Speranza, 20 anni forse. Ecco, perché la terza corsia, 30 anni? Cioè, le cose che servono, noi proprio abbiamo dei tempi che sono inaccettabili, però dove vogliono
e qua cito il ponte Morandi, in pochissimo tempo sono riusciti a superare la burocrazia, sono riusciti a superare tutti quegli ostacoli e in meno di 2 anni il ponte Morandi è rinato. Allora Marco, cosa ti viene a pensare? Ma le cose utili che servono? Avete sentito 300 bambini, solo là su quell'ospedale, pensate cosa sta succedendo in Italia. Ecco, cosa ti viene da dire? Cosa vorresti dire alla politica? Adesso c'è una donna, c'è una premier, sono Giorgia, sono una di voi, a Giorgia una di voi, cosa vorresti dire Marco? Ma il progetto che ha Croce Rossa comunque è quello di essere più vicini agli ultimi, e essere più vicini agli ultimi vuol dire non avere questi tempi biblici per poter arrivare a una soluzione. Si è sentito proprio che si parlava proprio che il progetto è partito perché è stato fatto dalla fondazione, non è stato fatto dall'ente pubblico, perché se fosse stato fatto dall'ente pubblico magari i tempi sarebbero stati più lunghi. È vero che a volte ci sono progetti che partono e vengono fatti anche velocemente, ecco, però quello che si può dire è proprio questo, cioè quello di essere più vicini agli ultimi e quindi di riuscire a accorciare questi tempi. Sentiamo come ci saluta il dottor Bruno Rufato dopo aver visto questo servizio, prego. Allora, non sapevo che ci fosse questo servizio, ma ve lo devo proprio dire perché l'hospice pediatrico, come il centro di cure palliative, si occupa di bambini con malattie incurabili e delle loro famiglie, quindi è un'organizzazione molto complessa che è indispensabile anche per noi pediatri che seguiamo questi bambini che appunto sono nostri pazienti. Ma per promuovere questa e per dare una spinta a questa realizzazione ci sono stati 2 eventi, uno l'ho organizzato anch'io con la maglietta del Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche dell'ospedale pediatrico di Padova. Abbiamo fatto una squadra di 12 ciclisti che hanno corso la 24 ore di Feltre, quindi per 24 ore abbiamo portato su quella piazza davanti a 20.000 persone questa maglietta, sensibilizzando le persone. E un evento è stato fatto anche dalla clinica di Padova, dall'Hospice in Prato della Valle, per sensibilizzare appunto le persone. Quindi non volevo dirla sta cosa perché quello che fai in questo senso sembra sempre... No, sarà meglio dire perché vediamo solo messaggi negativi, dottor Rufato, e smettiamola di dire faccio e non lo dico, no, faccio e lo dico, che così sappiamo che ci siamo. Abbiamo Maurizio da Conselve, veloce Maurizio, ho forato tantissimo, vai. Allora, ciao Mirella, buongiorno al professore e naturalmente anche ai tuoi ospiti della Croce Rossa. Allora, innanzitutto un plauso alla Croce Rossa e un plauso per quello che fa anche il professore. Allora volevo chiedere, Mirella, al professore se è possibile velocemente se anche lui ha avuto casi di dengue. Lui lo sa che cos'è una malattia, adesso non so, che porta le zanzare, perché ci sono stati dei casi anche qui a Padova. Guarda che ne abbiamo parlato una mattina intera con gli esperti di questo, proprio il dottor Rufato non ce la faccio, guardati la trasmissione così vedi gli esperti che parlano di questa, perché adesso devo salutare gli ospiti, però volevo salutarli anche in una maniera carina, perché io penso a questi bambini e andiamo a vedere questi pony in pediatria. E poi saluto gli ospiti, grazie veramente a Marco Semenzato, grazie a Elisa Bailo, sempre della Croce Rossa Veneta di Venezia, e grazie anche al dottor Bruno Rufato, e ci lasciamo col pony in pediatria. Grazie. Stella, Dodi e Chico, 3 bellissimi pony per una giornata, si sono trovati a trotterellare negli spazi verdi della pediatria di Padova, ammirati dagli sguardi dei piccoli pazienti. Sono stati protagonisti di un momento di svago. L'iniziativa era attesa da tempo ed è stata realizzata dall'Associazione Gioco Benessere della Pediatria e dalla Federazione Italiana Sport Equestri Veneto. Finalmente siamo arrivati dopo tanti anni, quindi sono 14 anni che andiamo nelle scuole a parlare il cavallo, e con la Presidente della FISE c'era anche l'intento di portare i cavalli fuori dal maneggio. Con la Valentina, la Silvia e col dottor Moretti 5 anni fa ci siamo parlati di portare i cavalli qua. Finalmente dopo il Covid, dopo l'acqua, oggi ci siamo riusciti.
Le attività con gli animali fanno parte dei vari progetti portati avanti da Gioco e Benessere, ma questa è la prima volta che in pediatria arrivano i cavalli. Grazie ai suoi laboratori ed esperienze ludiche, Gioco e Benessere integra la cura dei piccoli pazienti con questi momenti di gioia e spensieratezza. Le attività promosse dall'Associazione Gioco e Benessere sono tutte volte a promuovere la parte sana del bambino in ospedale. Vuol dire che al di là della malattia un bambino deve poter in ospedale fare esperienze belle che gli ridiano il senso di essere un bambino bravo, un bambino forte, un bambino che può vincere la sua malattia. È una giornata importante perché vogliamo, come dire, per quanto possibile rendere meno difficoltoso, meno pesante il ricovero appunto in ospedale, soprattutto di piccoli che qui sono per patologie importanti. Nel 2022 i risparmi della clientela sono leggermente scesi rispetto al 2021, questo perché era finito il periodo di pandemia e di conseguenza il privato, le aziende hanno ripreso a spendere. La ripresa degli investimenti e dei consumi dopo le chiusure forzate imposte dal Covid nel 2021 è certificata anche dai dati della Banca della Marca, visto che ha comportato una diminuzione della raccolta complessiva da 4,11 a 4,04 miliardi. Ad Orsago l'Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio 2022 con un attivo di 3 miliardi e 800 mila euro e un utile di 37,8 milioni. Secondo il presidente del CDA Loris Sonego, le difficoltà che stanno patendo altre banche, innanzitutto americane ma anche europee, non toccano il credito cooperativo. Sono banche completamente diverse. Banca della Marca come credito cooperativo ha nello statuto un obbligo. Di 100 che raccogliamo dai nostri clienti soci, 95 siamo obbligati a reinvestirli nel nostro territorio. Questo, oltre che essere, come diciamo, un pochettino di autonomia, ma dà anche garanzia perché andiamo a dare i soldi, a concedere credito a persone e a ditte conosciute. Da questo punto di vista i 192 milioni di nuovi mutui forniti alle imprese, sommati ai 173 assegnati a privati, rappresentano anche l'indicatore di una positiva vivacità del tessuto economico del territorio. Il 2022 è stato un anno particolarmente positivo in quanto si sono sommati serie fattori dal rendimento di BTP collegati all'inflazione, all'aumento dei tassi, ma anche da parte nostra a una maggiore attenzione al credito. Sì. Allora saluto i miei ospiti, in particolare saluto il dottor Danilo Zanni. Dottor Zanni, si presenti perché abbiamo visto questo servizio e cosa fa il dottor Zanni e perché è ospite questa mattina per parlare proprio di questo. Prego, dottor Zanni. Buongiorno a tutti, ringrazio ovviamente per l'invito in trasmissione che mi fa molto piacere essere qua. Allora, io ho fondato la IOinvest SCF, società di consulenza finanziaria indipendente in Italia. Oggi siamo la più grande anche in termini di consulenti che lavorano insieme a noi, sono ormai circa 90 i consulenti che collaborano appunto con la nostra realtà e il nostro obiettivo è quello di aiutare giorno dopo giorno le persone che ci danno fiducia. Senta, dottor Zanni, ma dopo quello che è successo con le banche, dopo quello che ho sentito da una telefonata che uno ha preso i bot e quando gli ha chiesto sì scusi ma il tasso di interesse lo diciamo dopo, al momento non glielo possiamo dire, non le sembra che la trasparenza e la sicurezza nostra non c'è? Ma come si fa a dire il tasso di interesse glielo diciamo dopo perché al momento non lo sappiamo, non si può dire, grosso modo, ma come grosso modo? Io ti do i miei soldi, firmo e tu non mi dici neppure che interesse mi dai? Ma questa è legalità e trasparenza o che cos'è? Prego, dottor Zanni. Allora, beh, noi su qua però mi stendete un tappeto rosso. Noi della trasparenza, della mancata trasparenza bancaria ne abbiamo fatto un lavoro. Noi prima ho detto una parolina interessante, no? Che è indipendenza. La nostra indipendenza in che cosa si trasforma? Proprio l'indipendenza verso l'intermediario finanziario. Quindi il problema sta proprio lì e arrivo poi a rispondere alla sua domanda. Se oggi un investitore va in banca a chiedere delle informazioni, si ritrova un, dico tra virgolette, consulente finanziario, perché effettivamente è un consulente finanziario, ma che lavora per la banca, quindi avrà tutto l'interesse di proporre al potenziale investitore
i prodotti che la banca spinge di più, sulla quale la banca guadagna di più, e non al contrario i prodotti sulla quale l'investitore guadagna di più. Questo nel tempo, questo conflitto di interessi si è trasformato chiaramente in una mancanza di, appunto, trasparenza per l'investitore, perché il consulente bancario non ha poi così tutto questo interesse di essere estremamente trasparente, no? Soprattutto lei parlava di rendimenti, io lo ribatto soprattutto nei costi, non so, chiedo anche ai telespettatori quante volte andando in banca vi hanno illustrato per filo e per segno tutti i costi legati all'investimento proposto, cosa che per legge ormai è obbligatorio, ma spesso e volentieri anche i nostri clienti ci dicono in banca la trasparenza è una cosa un po' è un'utopia. Bene, noi, ripeto, ne facciamo il nostro lavoro, la mancanza di conflitto di interesse che la nostra società ovviamente ha, ci permette di essere estremamente trasparenti. Questo è il primo punto. Il secondo punto, qua adesso spezzo una lancia anche a favore magari di questa situazione specifica del rendimento del bot, perché su cui chiaramente dipende che bot è un titolo di Stato con una scadenza inferiore all'anno, entro l'anno. Questo dipende che strumento finanziario parliamo, quindi se era uno strumento in emissione, come funziona? C'è la raccolta delle adesioni e poi lo strumento effettivamente parte magari da una data ben precisa, e quindi effettivamente può essere che il rendimento preciso, puntuale, il mercato lo sa magari la settimana dopo. Dall'altro punto di vista, chiaramente oggi questi sono titoli tendenzialmente molto sicuri, quindi noi sappiamo oggi un bot a una determinata scadenza quanto è il rendimento, quindi si può informare il cliente del rendimento attuale dicendogli guarda non sarà preciso al centesimo, ma no, dottor Zani, non ci sto. No, tu devi essere preciso al centesimo, perché i miei soldi te li do precisi al centesimo, e non mi piace mica sta storia non sarà. E chi mi dice che non sarà con quello che succede nel nostro paese? Ad esempio, dottor Zani, ecco, parliamo anche di questo. Quello che spaventa è questa inflazione che resta una minaccia a livello internazionale, e il debito pubblico italiano continua a crescere, mentre i tassi ufficiali restano sempre alti rispetto alle medie degli ultimi decenni. E lei capisce bene che uno che legge questo poi va in banca e i miei soldi dove vanno a finire? Io te li do, dopo 3 secondi sono già spariti, e tu non mi dici, non mi dai la trasparenza e la garanzia, che vuol dire sicurezza. No, non si può essere grosso modo un fico secco, tu mi devi dire per filo e per segno, perché io firmo. Prego, dottor Zani, perché in Italia è tutto legale, fanno le cose legali, per carità, però noi ci troviamo così che poi i soldi spariscono. Prego, dottor Zani. Su qua sono d'accordo con lei, nel senso che questa è una richiesta del cliente. Ipotizziamo che lei sia un potenziale cliente, un investitore che dice no, io non ci sto che questo titolo parta tra una settimana, e quindi io non posso sapere oggi quale sarà il rendimento tra una settimana, io voglio avere un titolo che oggi so quanto mi renderà. In questo caso dovete sapere che ci sono 2 tipi di mercati, non sarò troppo tecnico. Il mercato primario, che è quello in collocamento, e quindi su qua è quello che dicevo prima, ok? Ma c'è anche un mercato secondario dove noi possiamo comprare praticamente gli stessi titoli a determinate scadenze, e in quel caso questi sono titoli che già sono sul mercato, e in questo caso il consulente finanziario ha la possibilità di andare a dire con precisione, estrema precisione, le caratteristiche del titolo sottostante e quindi anche del rendimento. Ma l'ha detto anche lei, se io lavoro in banca faccio interessi della banca e non della persona che ho di fronte, o sbaglio? Bravissima. Cosa succede? Che spesso l'operatore bancario deve, o meglio è incentivato a collocare che cosa? Non gli strumenti che sono già sul mercato, ma quelli appunto che sono in collocamento. Quindi in quel caso si aggrappano un pochettino sugli specchi, chiamiamolo, diciamo come vogliamo, e appunto si rischia di andare in questo conflitto di interesse. Ecco, per dire, ecco, la consulenza indipendente, per noi consulenti indipendenti, questo concetto di conflitto di interessi viene eliminato. Se un cliente oggi viene da me,
che voglia comprare sul primario, sul secondario o in qualsiasi intermediario, a me, consulente finanziario, non cambia niente. E questo è un po' un cambio di paradigma, perché in questo caso il consulente finanziario potrà fare gli interessi esclusivamente del cliente che ha davanti. Senta, dottor Zani, siccome devo correre perché il tempo è tiranno, ma in questo momento il miglior investimento qual è? Di cosa ci si può fidare? Perché non abbiamo mica capito ancora bene, un colpo sono i diamanti, un colpo è l'oro, un colpo poi sparisce tutto. In questo momento cosa si può fare a quelle persone che veramente hanno sacrificato tanto, fatto tanta fatica per mettere da parte 2 soldini anche per la loro vecchiaia, se così sarà? Allora, io dico una cosa importante, e questa è la verità degli investimenti. Non esiste l'investimento. Oggi dove devo investire? Ecco, questa domanda non ha senso di esistere, perché nessuno sa e nessuno può prevedere chiaramente il futuro. E anche i fondi di investimento che spesso la banca ci propone, nel 99% dei casi, nel medio e lungo termine, non battono il mercato. Questa è la definizione che ci deve far cambiare approccio, quindi non è qual è l'investimento che oggi andrà meglio, perché se no così vuol dire scommettere. Ma quello più sicuro, allora diciamo, lo Stato non fallirà mai, perché ho sentito anche questo, io li metto nei bot e lo Stato non fallirà mai, è proprio così? Assolutamente no, anzi arriviamo settimana scorsa da una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea che ci dice fermi signori perché dal punto di vista finanziario non state andando nella direzione giusta. E adesso arriva la risposta, cercherò di essere veramente sintetico. Quindi se non possiamo sapere qual è l'investimento migliore e anche lo Stato può fallire, e attenzione, se l'Italia fallisce non è che moriamo tutti, non è che chi ha investito in bot BTP ci rimane un po' fregato, ma domani continueremo tutti ad andare al lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi qual è l'investimento migliore? Bisogna partire dalla propria pianificazione finanziaria, dai propri obiettivi. Dopodiché, considerando il grado di rischio che deriva dai nostri obiettivi, andremo a creare un portafoglio, e qua arriva il segreto degli investimenti, diversificato. Quindi se avrò un obiettivo a breve, andrò a mettere più obbligazioni e magari più titoli di Stato in modo diversificato. Non c'è solo l'Italia, ok? Non c'è solo l'Italia, quindi prenderò un po' d'Italia, ma un po' anche di tutti gli altri paesi statali, okay? Soprattutto europei, così evito anche il rischio cambio, e metterò una piccola percentuale azionaria. Questo vuol dire avere un portafoglio diversificato per degli obiettivi a breve. Al contrario, se avrò degli obiettivi un po' più a lungo termine, potrò cercare di, magari con un rischio più alto, ma nel breve periodo, di ottenere dei rendimenti più alti proprio nel lungo periodo. Detto così magari sembra un po' difficile, ma con un giusto consulente finanziario. L'importante, anche perché io sto cercando con questa trasmissione, con lei ospite e altri ospiti al mattino, di capire un po' di più, perché capisce bene con quello che è successo con una popolazione diversamente giovane che non è preparata. Ecco, dobbiamo andare in banca col commercialista fra poco, perché questa è la verità, e questo lo trovo veramente assurdo, perché la trasparenza purtroppo in questo paese soprattutto non regna sovrana. Umberto Tronchin, presidente provinciale AUSA Treviso, grazie di essere qui. L'investimento più grande sarebbe quello di investire nei diversamente giovani, queste persone che hanno bisogno di aiuto. Abbiamo sentito la solitudine, ecco, questa paura di tutto, di più. Ecco, com'è la situazione, ecco, che vede l'AUSA di Treviso? Permettetemi di fare una considerazione sulle questioni delle banche. Io ho apprezzato quello che ha detto il dottore prima. Io ho una sensazione che su questa materia non ci hanno mai detto la verità. Non riesco a capire il perché, di fronte a un'inflazione che impoverisce sistematicamente tutte le nostre famiglie, le banche si sono arricchite tutte. Gli extra profitti delle banche sono diventati una cosa mostruosa, fra l'altro dovevano anche pagare le tasse ma non lo stanno facendo, e io credo che dietro tutto il ragionamento di questi ultimi 4-5 anni legati all'inflazione ci sia un problema che ci è stato sempre nascosto, perché tutto è nato quando è circolata la voce che la banca tedesca, la Deutsche Bank, stava in difficoltà. Da quel giorno hanno cominciato a aumentare tassi, a aumentare l'inflazione, e con la scusa dell'inflazione hanno risanato i bilanci di tutte le banche. Bisogna cominciare a dire la verità, che sono le cose che si percepiscono dalla strada. Poi io non sono un finanziario, ma insomma qualche esperienza sul tema di come si fanno queste cose l'ho vissuta.
Rispetto alla povertà, certo, c'è un altro problema. Le nostre famiglie sono state chiamate spesso in questi ultimi anni a un sistema inflattivo che ha indebolito fortemente il potere d'acquisto, ha aumentato i prezzi, ha aumentato i mutui per chi si è comprato la casa o per chi aveva un finanziamento, e diventa estremamente difficile. L'altro giorno la Caritas diceva che 1 su 10 va alla Caritas a mangiare. Vuol dire che siamo veramente sull'orlo di un conflitto sociale, perché le persone non ci arrivano più. E questo ovviamente, il non avere le risorse, significa chiudersi dentro casa, spendere sempre meno e non avere nessuna possibilità di rapportarsi con la società in modo diverso, in un modo, come si può dire, anche di convivialità, perché proprio non ci sono neanche le risorse, e quando uno vive un problema anche economico diventa anche un problema che ti chiudi in te stesso, non ti senti più cittadino considerato da un paese come potrebbe essere il nostro. Ecco, credo che le povertà sono un problema. La solitudine, secondo i dati che ci dà anche l'ULSS, rispetto a un progetto che hanno fatto che si chiama Passi d'Argento, è il primo grande problema di una società che non sta invecchiando, ma in cui c'è la longevità che aumenta, perché oggi non si parla più di vecchiaia, si parla di longevità, visto che insomma le persone fortunatamente vivono anche bene dal punto di vista della salute. E bisogna affrontare questo tema per mettere in relazione il sistema delle persone adulte e le nuove generazioni. L'altro giorno lo citavi prima in battuta, dato che aspettavamo di partire con il servizio al convegno di Volontari Insieme, pur considerando che c'è una grande necessità del mondo del volontariato. Abbiamo visto che anche i volontari diventano un problema, diventano sempre più anziani e non c'è quel ricambio che serve. Magari in qualche associazione sì, magari le nuove tematiche sono di interesse, ma anche su quel tema non riusciamo a fare la rete. Tanto è vero che nei giorni scorsi io ho presentato, come associazione, abbiamo presentato un progetto, adesso vedremo se la Regione lo finanzierà, in cui tentiamo di coinvolgere il mondo dei quartieri, gli scout, le scuole, affinché ci sia un contributo reciproco fra le generazioni delle persone adulte e i ragazzi. Perché? Perché per esempio anche prenotare una visita diventa un problema, anche fare un certificato online è un problema. Hanno parlato di una semplificazione che di fatto non c'è, è un bordello, nel senso che per fare un estratto di famiglia ci devi fare almeno 4-5 ingressi con lo SPID, non è una cosa che gestiscono tutti, per cui si accompagna a una solitudine dovuta all'età, a una solitudine anche dal punto di vista dell'isolamento rispetto alle istituzioni. Molte cose nel piatto, dottor Zani, come commenta le parole di Tronchin, che ha ribattuto punto su quello che si parlava prima? Ecco, questa inflazione, queste banche sempre più ricche, queste famiglie con le spalle al muro non sanno come difendersi, prego. Sono assolutamente d'accordo con quanto detto, e cito, giusto per mettere ancora un po' più di pepe, cito questo, cioè fino a qualche anno fa giustamente chi lasciava liquidità sul conto veniva remunerata a un tasso di interesse. Vi ricordate il tasso di interesse sul conto corrente? Bene, ci hanno venduto poi il tema che con l'abbassamento dei tassi questo tasso non era più possibile perché i tassi si erano abbassati. Va bene, ok, lo possiamo accettare, però oggi mi manca un pezzo, perché se i tassi poi si sono rialzati, perché non sono tornati i tassi attivi sul conto corrente, per esempio, e gli extra rendimenti delle banche del quale si citava sono proprio questi, derivano proprio da questo effetto, no? Che i tassi si sono alzati, quindi le banche sono tornate a fare business e a fare utili. E ci credo, se poi dall'altra parte tu fai business con i soldi dei risparmiatori che comunque ti lasciano i soldi sul conto corrente e tu non li remuneri, certo che poi la fetta diventa importante e la banca ovviamente ci guadagna. Anche su qua c'è una cattiva consulenza da parte delle banche. Perché? Perché chiaramente oggi con i tassi al rialzo la gestione della liquidità e dei propri risparmi diventa importante. Oggi bisogna dire a gran voce che è vero che l'inflazione ci fa perdere potere d'acquisto, dall'altra parte, tornando al concetto di pianificazione di poco fa, se un investitore o un risparmiatore è conscio che oggi può ottenere dei tassi di interesse comunque interessanti, più alti rispetto a quelli di 2 o 3 anni fa sulla propria liquidità, ecco che questo investitore deve essere educato. Ci deve essere un consulente finanziario
che, torno a ripetere, non deve fare gli interessi solo della banca, ma anche dell'investitore, che gli dice: caro investitore, guarda che oggi anche tu puoi ottenere dei rendimenti dalla tua liquidità, perché i tassi sono risaliti. Abbiamo Gianfranco Valeri da Cesalto. Vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti. Ecco, signora Mirella, io mi rendo conto sempre di più che praticamente la crisi nostra di questa democrazia è basata che praticamente non ci sono più i partiti. Ecco, io ho una nostalgia tremenda di non essere, perché una volta ci adescavano già da piccoli e ognuno andava nelle sedi del partito, lì si parlava, e tutto per fortuna che adesso c'è questa trasmissione che lei si parla così, ma sino non c'è niente. La politica è sparita, sono diventati tutti partiti personali e cerchi, e adesso sono tutte quante P2, perché con questi qua hanno fatto, praticamente lei è fuori del giro, e così, e secondo me questa democrazia porterà allo sfacelo totale. Guardi, non vedo l'ora di arrivare alla fine, vedrà quanta gente è andata a votare, ma questo è il frutto proprio di come abbiamo portato noi l'Italia, ha capito signora Mirella? Le banche, la prima Repubblica le ha inventate e le banche andavano bene, e tutto perché facevano sia gli interessi degli imprenditori ma anche gli interessi dei risparmiatori, era tutto un insieme, e la democrazia deve essere così, no a servizio di pochi, gli altri essere tutti fregati, perché non va bene così, non va proprio bene per niente così. Ecco, signora Mirella, guardi, io un'altra cosa le sto dicendo, lei è ben testimone, quando si parla di spreco di denaro pubblico poi non ne parliamo. Io ho sempre fatto questo piccolo caso, signora Mirella, io ce l'ho su ancora quei tabelloni elettorali, e ogni volta che ci sono queste votazioni mettono fuori questi tabelloni in tutta Italia che sono a destra e a sinistra, spendono soldi e non servono a niente, perché quel TikTok, le televisioni, i giornali, neanche questo siamo capaci di fare. Ecco, signora Mirella, evviva quando c'erano i partiti. Mirella era come una competizione, come una milanista, agrointerista, altro giuventino, ma non nell'interesse del palco, e una volta era tutti dell'interesse della politica. Grazie Gianfranco, molto chiaro, ti ringrazio. Grazie della telefonata, grazie. Allora sentiamo come commenta anche Umberto Tronchin. Hauser, prego. Sì, rispetto alla questione io condivido le riflessioni che faceva il dottore. Insomma, si sta realizzando una condizione di disparità ancora maggiore, nel senso che prendiamo riferimento anche i bot ultimi emessi dal governo, in cui garantiscono il 4,5-5%. Chi li compra? I pensionati al minimo, per cui chi è più ricco e può investire anche su questi temi diventa ancora più ricco, e gli altri rimarranno sempre più poveri. Poi rispetto alle questioni della politica, non voglio fare il politologo di turno, ma sono convinto anch'io che manchi una cultura della politica. Se oggi c'è più del 50% che non va a votare, non è responsabilità solo dei cittadini. Ci sono anche dei cittadini che da sempre sono menefreghisti su questo tema, ma ci sono sicuramente delle grandi delusioni che le persone hanno vissuto da una politica che non sa più rappresentarle. Ecco, io che vengo da una storia di un certo tipo, mi ricordo, insomma, si sapeva tutto delle persone che avevamo a fianco, anche in un luogo di lavoro. Oggi c'è l'individualismo anche sul tenersi dentro i problemi che uno vive a casa, mentre una volta la socializzazione di questi temi rendeva poi la possibilità di fare una politica, di proporre delle cose che li risolvessero. Oggi tutti questi temi non ci sono, tutte queste discussioni non ci sono tutti molto spesso amici degli amici, per cui se sei uno che contesta non sei dentro il cerchio magico, si danno ragione fra di loro, si vogliono bene fra di loro, e molti cittadini li lasciano a volersi bene fra di loro, e i cittadini non sono più innamorati della politica. Allora, dottor Zanni, però una volta quasi tutti mettevano da parte un certo gruzzoletto, poi investivano e prendevano questi appartamenti. Con la tassazione che c'è adesso nessuno si azzarda più, oltretutto la paura di non riuscire neanche ad avere un inquilino che paga l'affitto. Ecco, questa paura fa sì che l'unico bene che ha, che è questo gruzzoletto, dove vai lo metto in banca, perché
così funziona. Sotto il materasso non si può, addirittura non si può neppure mettere sotto il materasso, perciò mi devo inventare. Cosa mi invento? Vado in banca, e in banca cosa trovo? Quello che sta dicendo il dottor Zani. Ma vogliamo svegliarci, dottor Zani, e veramente cercare di far capire che così non può più andare avanti. Le banche sempre più ricche, la popolazione sempre, le fragilità sempre più povera con meno servizi. Investire nei servizi. Prego, dottor Zani. Sfonda di nuovo una porta aperta. Qua la cosa che possiamo fare noi del settore e allo stesso tempo anche i risparmiatori e investitori sembra banale, ma informarsi, quindi cercare informazioni di qualità. Oggi abbiamo internet, oggi abbiamo la televisione, oggi abbiamo diversi questo programma è sempre molto interessante, e quindi ecco, ascoltare queste cose deve aiutare il piccolo risparmiatore a capire che il mondo sta cambiando, e oggi finalmente ci sono delle soluzioni. Noi nel nostro piccolo, anche noi nella comunicazione, sul nostro canale YouTube abbiamo fatto migliaia di video sul tema economico-finanziario, e proprio grazie anche a questo intervento su questa rete, volevo dire che se oggi chi va sul nostro sito www.investo.net può ricevere gratuitamente un'analisi della propria situazione finanziaria, dei propri investimenti, addirittura della redditività immobiliare di cui ne ha parlato, perché oggi spesso troviamo anche investitori che magari hanno investito nel mattone 20 anni fa aveva senso, oggi sta iniziando a perdere di senso. Quindi anni fa si poteva ottenere anche rendimenti a doppia cifra, oggi al netto, se uno fa il resoconto di tutto, sta rischiando, perché comunque avere un immobile è comunque un rischio, se non altro per gli inquilini che non pagano, e per avere magari un 2% di rendimento netto, meno dei bot di cui stavamo parlando. E allora ne vale la pena. Ecco, bisogna fare un bel focus, rivolgetevi a un consulente finanziario indipendente, a qualcuno che può darvi una mano, che può educarvi finanziariamente per farvi prendere a voi stessi, e non da parte di una banca o di un intermediario finanziario che ha i suoi interessi, non i vostri. Quindi prendete in mano le redini dei vostri investimenti. Oggi lo potete fare attraverso delle persone di fiducia che sono dei professionisti, ma che possono lavorare per voi. Questa è una delle soluzioni che oggi io vedo, e poi informarsi tramite questa trasmissione verso informazioni di qualità. Grazie veramente al dottor Danilo Zani di essere stato con noi. Allora, Tronchini, lei è presidente dell'AUSE, questa importante associazione che, se non ci fosse, lo dico perché è vero, dovremmo inventarla, che sta cercando di dare risposte dove la politica non arriva. Però giustamente, come si parlava prima, mancano i volontari, mancano i giovani, eppure ci sono, basterebbe andarli a prendere. Abbiamo sentito anche con gli alpini, ecco, anche col servizio civile, i giovani che si sono presentati e nessuno se l'aspettava, vuol dire che non è proprio così. No. Bisogna andarli a prendere. Prego. Sì, io penso che le associazioni di volontariato, ancorché nate con persone, insomma, come il sottoscritto, che sono persone che hanno smesso di lavorare perché hanno raggiunto l'età adulta, devono rivolgersi e devono guardare all'insieme delle generazioni. Credo che molto spesso siamo chiusi noi stessi. Io sono preoccupato perché a volte vedo associazioni anche affiliate a me che i presidenti o il direttivo si sentono di essere i proprietari. E invece il senso del volontariato è quello di non essere proprietario di nulla, ma di mettersi a disposizione su tutto. E so che, per esempio, a Treviso alcune scuole superiori hanno fatto delle importanti iniziative rivolte alle case di riposo, eccetera, e hanno avuto un grande successo. Io mi domando, ma perché quando succede un'alluvione troviamo migliaia di ragazzi che vanno a fare i volontari senza che nessuno li organizzi e si presentano col badile e gli stivali? Allora vuol dire che il senso civico anche nei ragazzi giovani c'è, si tratta solo di aggregarli a quelle che sono le cose che il volontariato fa, senza sentirsi di proprietà, ma apprendolo alle cose nuove che loro chiedono. Io quando parlo di intergenerazionalità parlo di uno scambio di valori e di competenze. Grazie, devo chiudere. Grazie infinite anche a Umberto Tronchini, presidente provinciale AUSE Treviso. Grazie ancora al dottor Danilo Zani che ci ha già lasciato, e adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Linguine con salmone al profumo di arancia. L'arancia è un frutto di origine cinese.
Nell'antichità era già largamente diffusa nell'area mediterranea, anche se il suo impiego era per lo più ornamentale o religioso, considerata per lungo tempo simbolo di ricchezza e di prestigio. Ingredienti per 4 persone: 240 grammi di linguine, 120 grammi di salmone, una scorza grattugiata di un'arancia, un peperone rosso e un peperone verde, uno spicchio d'aglio, 20 grammi di pane raffermo, semi di finocchietto selvatico, 5 cucchiai di olio extravergine di oliva e sale. In un tegame abbastanza capiente per contenere anche la pasta, versate l'olio, l'aglio tritato finemente e i peperoni tagliati a cubetti. Fate soffriggere fino a quando i peperoni saranno diventati teneri. A questo punto aggiungete il salmone e con l'aiuto di una forchetta scioglietelo nell'olio caldo. In una pentola con acqua in ebollizione lessate le linguine con poco sale. Scolatele e versatele nella padella con il condimento. Saltate per qualche minuto. Riscaldate sul fuoco una padellina antiaderente. Versatevi il pane pestato con i semi del finocchietto e fate tostare per alcuni secondi. Distribuite la pasta nei piatti. Cospargetela con il pane tostato e infine con un po' di scorza di arancia. E buon appetito!